Signore e signori, buongiorno e benvenuti alla presentazione del libro Ricerca Tessendo il futuro, nuove relazioni per la città di Vittorio Veneto. La missione della politica locale è costituita dalla capacità di discernere, nel mare magnum di informazioni che ci circondano, le tendenze reali, per poi trarre da queste le indicazioni per progettare uno sviluppo in grado di interpretare le esigenze future del territorio. Ecco perché l'amministrazione comunale di Vittorio Veneto ha scelto di affidare al sociologo Sergio Maset l'arduo compito di individuare sapienti autori locali per poi confezionare un libro ricerca che scattasse un'istantanea della nostra città. Questo libro non propone infatti soluzioni a criticità note o nuove, ma vuole essere un semplice stimolo al lettore per il confronto con le possibili visioni del futuro e per proporre una propria visione e allargare così il dibattito sulla città a chiunque voglia investire su di essa e sul suo domani. Tra gli autori del libro che presenteremo in questa mattinata e i relatori che interverranno ci sono Maurizio Castro, Franco Posocco, Chiara Mazzer, Letizia Cavallini e naturalmente il curatore del libro Sergio Masetta. A tutti loro facciamo un applauso. In questa mattinata la dottoressa Chiara Mazzer per motivi personali non sarà presente, al suo posto interverrà invece la dottoressa Maria Cristina Gribaudi. Prima di cominciare ringraziamo tutti voi che siete presenti qui in sala. Tra il pubblico ci sono dirigenti scolastici di vari istituti, studenti, rappresentanti delle attività produttive e del commercio del territorio, professionisti e cittadini. Iniziamo subito chiamando sul palco per un saluto l'assessore alle attività produttive del Comune di Vittorio Veneto, Giovanni Napol. Grazie mille. Allora, Assessore, da cosa è scaturita la volontà di realizzare questo progetto, questo libro, questa ricerca e poi la presentazione di questa mattina? Beh, l'origine, se vogliamo, è molto semplice. Noi come amministrazione, trovandoci di fronte alle problematiche connesse con azioni da intraprendere nei confronti del mondo produttivo, sia commercio, sia artigianato che industria, ci siamo subito resi conto che c'erano delle lacune, soprattutto di esplorazione e di coinvolgimento e poi di dati. Quindi su questi tre elementi abbiamo concordato che c'era la necessità di fare un approfondimento. Su questo abbiamo coinvolto le persone che hai citato prima e che ringrazio per il loro straordinario impegno e lavoro poi che si è concretizzato. Ecco, l'obiettivo è quello di mettere a disposizione questo agile libretto, che però è denso, secondo me, di contenuti, come si dice spesso di questi tempi, per metterlo a disposizione di chi deve compiere delle scelte. Qui dal mondo imprenditoriale, politico, adesso si sta avviando la campagna elettorale, quindi questo potrebbe essere, per esempio, uno strumento, un comune denominatore minimo di condivisione, perché anche qui nella politica a volte si perde il riferimento a qual è il pavimento sul quale camminiamo. Io ho un po' questa sensazione. Quindi questo potrebbe essere un contributo utile alla conoscenza della realtà e da qui partire per intuizioni e iniziative. Quindi questo è lo scopo e lo spirito del lavoro. Chiudo, io avrei un quarto d'ora ma sì. Risparmio più di metà, con piacere, e lo metto a disposizione degli altri. E approfitto di una piccola parte della prefazione di Franco Posocco, che è qui di fronte a me, anche nell'ottica del risparmio energetico, perché c'è già scritto e quindi la utilizzo, il quale dice queste parole che ho estrapolato. Dice: per questa ragione il lavoro che viene presentato nelle pagine che seguono appare opportuno innanzitutto perché esso viene concepito come tema aperto,
Poi perché tende a coinvolgere la comunità rispetto al comune futuro, infine per il fatto che consente alla collettività di esaminare laicamente, cioè senza filtri ideologici, la sua condizione attuale. A tale scopo vengono usate metodologie innovative, quelle della sociologia, della statistica e della informazione, che si affiancano alle tradizionali ricerche economiche, produttive e territoriali. Quindi mi sembra una sintesi perfetta per inquadrare questo lavoro, e quindi io vi auguro buona lettura e che sia, come dire, propedeutico a idee produttive e innovative. Grazie. Grazie Assessore. E partiamo proprio col primo relatore che è l'architetto Franco Posocco. L'abbiamo citato, l'ha citato l'assessore pochi istanti fa. Lui sarà appunto il primo relatore della giornata, diplomato al liceo classico Marcantonio Flaminio, laureato in architettura alla UAV di Venezia, segretario generale per il territorio presso la Regione del Veneto, incaricato di pianificazione territoriale presso l'Università degli Studi di Padova, autore di progetti, piani, ricerche e pubblicazioni in materia di urbanistica, paesaggistica e ambientale. Il tema da lui affrontato sarà appunto la vicenda urbanistica. Lo accogliamo con un applauso. Permettetemi di stare seduto. E di dirvi queste poche riflessioni con le quali ho cercato di vedere se vi è un possibile contributo dello spazio urbano e territoriale alla identità, prima di tutto, e poi anche allo sviluppo, che è una derivata dell'identità. Però con una osservazione preliminare, che l'immagine di un luogo o di una città, da parte di chi vive lontano, può essere diversa rispetto a quella percepita dai suoi abitanti. L'icona, l'immagine, insomma, ideale, è ancora più differente se si tratta di un emigrato, esiliato, non si sa mai quale dei due termini sia prevalente, che del sito conserva un ricordo originario, solitamente lontano e forse un po' sentimentale. Per questo esule, Vittorio Veneto diventa un paesaggio dell'anima, cioè un borgo ameno, uno splendido insediamento storico inserito in un elegante contesto di pianure, colline e montagne, dove però la bellezza può nascondere contraddizioni e incompletezze. In altre parole, problemi accumulati e irrisolti. Anche di recente si è cercato di analizzare in un analogo convegno, ricordate, su un libro a cura di Anna Marson, il tema dell'assetto e del funzionamento della città mediante l'esame dei piani regolatori elaborati in successione temporale, qualche mese fa questo. Ma gli strumenti urbanistici, attenzione, sono spesso delle enunciazioni propagandistiche, delle ipotesi provocatorie, dei disegni astratti, insomma delle fughe in avanti, che vengono elaborati per finalità politiche contingenti e non sempre sono seguiti da una attuazione concreta. Bisogna quindi andare in profondità e cercare nella storia, non bastano i piani regolatori. L'insediamento in fisico, infatti, e forse questo è proprio il caso vittoriese, lascio a voi poi rifletterci sopra, si sviluppa attraverso azioni materiali, cioè interventi che sono stati realizzati anche al di fuori del piano regolatore o addirittura in contrasto con la sua figurazione, i quali possono aver dato vita
a una sorta di deroga, cioè una specie di antipiano. La pianificazione territoriale poi ha nell'area vittoriese una storia antica, molto più antica quella dei piani regolatori così come li concepiamo noi. Dopo le esili e appena individuabili, però ancora individuabili, stazioni e piste paleovenete, c'è un libro di archeologia dell'Università di Padova molto interessante sui paleoveneti. Il primo tracciato di colonizzazione del territorio è costituito dalla centuriazione in epoca romana della pianura tra Ceneda e San Giacomo, sulla destra orografica del fiume Meschio. Si tratta di un forte reticolo, è una limitazio più che una centuriazio, ma insomma cambia poco. Forte reticolo agrario leggibile nelle proiezioni, nei disegni cartografici. Assi coordinati appaiono ancora oggi la Cal de Livera da un lato e la Cal de Prade dall'altro. Un programma strategico realizzato empiricamente in fasi successive riguarda forse nell'Alto Medioevo l'incastellamento della Valle del Meschio con le numerose rocche e torri distribuite in vista l'una dell'altra. Cioè, facevano il solito fumetto, no? per riconoscerci. Per il controllo sui passaggi montani e sulla conca collinare, a partire dalla gola di Serravalle e dall'altura di San Martino. Un vero e proprio progetto urbanistico, invece, e questo sì è un disegno che ovviamente non abbiamo, ma che è stato fatto allora, un vero e proprio progetto urbanistico caratterizza invece la costruzione delle mura caminesi prima e veneziane poi del Borgo Superiore. Nasce così la città murata di Serravalle. Con la medesima cura, i provveditori veneti realizzano le sistemazione idraulica del fiume Meschio. Sono dei disegni bellissimi al riguardo, anche all'Archivio di Stato di Venezia. Presupposti per lo stabilirsi delle industrie che attingono acqua e energia dalle molte derivazioni, ma anche per i prati irrigui, a monte verso Savassa e a valle verso Cappella Maggiore, Anzano, insomma i prati del Meschio. Le fortificazioni che risalgono i due contrafforti montani di Sant'Antonio e di Santa Augusta appaiono ancora oggi come una suggestiva scenografia frontale. Se vi mettete alla fine del Viale della Vittoria e cancellate per un momento quei condomini che nascondono Serravalle, vedete Sant'Antonio e Sant'Augusta, è una vera e propria scenografia, con queste due mura che risalgono. Le amava molto Andrea Zanzotto, l'ho già ricordato qui la volta precedente. Quindi una scenografia frontale di munizione, di fortificazione, del passaggio obbligato tra le rupi. In coerenza con il modello che si è andato consolidando, Ceneda invece, Ceneda vescovile agraria a sud, Serravalle civile e industriale a nord, anche l'infrastruttura di comunicazione stradale in epoca austriaca, ferroviaria sotto il Regno d'Italia, conferma sull'asse nord-sud la forma della città in fieri che sta crescendo. Un insediamento lineare, sostanzialmente bipolare, per il momento bipolare, perché poi diventerà tripolare, circondato da una corona di contrade satelliti, sono tutti i vari borghi, Olarigo, Anzano, Costa, eccetera, attorno su questa conca. Questa verticalità nord-sud, prevalente per il costituirsi dell'aggregato urbano, non è suggerita solo dalla morfologia dei luoghi, cioè dal primato della condizione valliva, della valle, ma anche dal fatto che le infrastrutture viarie e ormai erano state impostate, questo è un passaggio importante,
dalla strategia imperiale napoleonica e austriaca, che sono coerenti tra di loro, sul bordo superiore della pianura, da est a ovest, cioè da Udine a Conegliano fino al passo della Priula sul Piave, lasciando all'itinerario ortogonale l'Apisino e Cadorino, quello nostro, il compito di valicare le Alpi per raggiungere il Danubio. Quindi si sposta completamente il sistema dei traffici. Addirittura in epoca romana l'incrocio era Opitergium, era Oderzo, quindi era spostato molto a sud. Si sposta sempre più verso nord e quindi esclude il sistema vittoriese. Dopo questo, il primo progetto urbanistico, nel significato attuale del termine, come sappiamo, è quello dell'ingegner Federico Gabelli, che disegna il nuovo centro della città, nata dall'unione di Ceneda e di Serravalle. Si tratta di una proposta essenzialmente economica e politica, fortemente politica però, coerente con la rivoluzione industriale in atto e con la volontà borghese di agganciare il polo produttivo locale allo sviluppo dell'economia manufatturiera del nord Italia, il triangolo famoso. Semplificando, il ruolo prevalente di Serravalle è nel settore meccanico tessile, quello di Ceneda in quello agricolo serico, ma molto semplificando. La funzione del terzo polo, che è il nuovo centro, è quella di fornire i servizi direzionali e terziari in genere. Vedete l'intuizione del momento, ne accenna anche Castro poi nel suo studio. Il terziario è stato il punto di partenza del servizio dato alla produzione, mentre ora abbiamo la produzione magari ma ci dimentichiamo del terziario. Errore abbastanza che si paga caro, diciamo, no? Ecco. Secondo me è almeno questo. In questo contesto vengono concepite tra 800 e 900 le infrastrutture che poi avranno seguito realizzativo anche dopo la Prima Guerra Mondiale. Il raccordo ferroviario da Conegliano, poi proseguito verso Ponte nelle Alpi, si chiamava Capo di Ponte all'epoca, la rettifica della strada d'Alemagna in parallelo al Meschio, lenta rettifica, lentissima rettifica, e il progetto idroelettrico Piave-Cellina volto a incrementare la disponibilità energetica della zona. Vittorio è una concentrazione industriale primaria del Veneto, la principale della provincia. Adesso vediamo la svolta. La Prima Guerra Mondiale aveva comportato dopo Caporetto il fermo delle attività produttive e la parziale distruzione degli impianti manifatturieri. Quindi una ripresa difficile, ma aveva anche assegnato alla città un compito di rappresentanza degli esiti vittoriosi, cioè una virtuale funzione celebrativa nazionale. Di questa suggestione si diede carico la retorica fascista, ma non solo, abbiamo anche la Nike di Samotracia, anzi ne abbiamo due qui in città se non sbaglio, che attribuì a Vittorio Veneto forti contenuti ideologici, tendenti a concretarsi in grandiosi progetti urbanistici. Il piano regolatore di Giuseppe de Min, un disegno di notevole fascino compositivo e spaziale, intende accordarlo, diceva anche Lana Marson, intende accordare alla città una dimensione prospettica, una dignità figurativa e un'ampiezza insediativa assai maggiori della domanda. Mentre appare quindi è un'idea utopica, diciamo, quella di de Min. Mentre appare marginale il ruolo produttivo, ecco uno dei limiti di questo piano, che invece era stato in precedenza quello che aveva determinato la fortuna della città. Il decumano centrale, che si chiamava Viale Cavallotti, adesso non so come si chiami, questo prima di tutto, ma la nuova sede diocesana che era stata pensata alla sua conclusione sotto la collina di
orientale, cioè della Madonna della Salute. Le fontane, le piazze, i giardini, gli impianti sono capisaldi di una enfasi costruttiva degna della sede di una nuova provincia, dicevo, che poi è andata a Pordenone nel dopoguerra, e soprattutto degna del nome di Città della Vittoria. Sappiamo bene come l'esito del conflitto mondiale abbia fatto giustizia di questa proiezione celebrativa e di quanto arduo sia stato il recupero nel secondo dopoguerra, quando i grandi elettrodotti che la SADE costruiva facilitavano la fornitura energetica a qualsiasi localizzazione e le provvidenze sulle aree depresse favorivano la dispersione produttiva nelle aree agricole a scapito delle concentrazioni urbane. L'industria è andata fuori delle città, soprattutto fuori di Vittorio Veneto, almeno in parte. Ma l'equivoco urbanistico, forse intenzionale secondo me, fu generato dal fatto che il successivo PRG, piano regolatore, redatto negli anni 50 dal professor Duilio Torres, non solo mantenne l'ampiezza magniloquente della grande Vittorio Veneto, ideata dal Demin, non solo confermò soprattutto l'occupazione delle aree a oriente del Meschio. Mai era stato valicato il Meschio, se non con dei borghi, ma anche sconvolse l'assetto della città giardino che era stata proposta dal Gabelli, con l'asse sul viale, allora si chiamava della Concordia. Oltre a questo, Torres ignorò il territorio extraurbano, il quale, privo di normativa, aveva solo pianificato la città, non il territorio urbano, che è molto grande, il comune di Vittorio Veneto. Venne lasciato alla libera edificazione con la dispersione di capannoni e casette fra Ceneda e San Giacomo e altrove. Basta andare a San Paolo e si vede questa specie di marmellata che si distende sulla pianura. Ignorò anche, io avete capito che non amo molto questo piano, ignorò il Torres anche il patrimonio monumentale fatto di edifici antichi e di ville liberty che venne manomesso e sostituito da palazzi e condomini, soprattutto lungo il viale della Vittoria. Chi ha la mia età ricorda il Cavallino, l'Albergo Terme di un tempo e altri edifici, al Bar Alpino anche e così via. Gli strumenti urbanistici successivi, generali o particolari, che sono parecchi, hanno ribadito nel dettaglio tecnico la faticosa espansione urbana, con l'eccezione però del cosiddetto progetto Astengo, per i centri antichi i manufatti di qualità, che permise la conservazione del patrimonio storico-artistico residuo, e cioè della tradizione locale. I principali progetti di infrastrutture e servizi furono realizzati invariante rispetto al PRG, con le conseguenze di disarticolazione del modello programmatico. Si veda il caso dell'autostrada, della circonvallazione, dei grandi servizi. Questa autostrada, il primo progetto doveva passare sotto costa, quindi non nella valle di San Lorenzo. Fu una intuizione particolarissima questa che salvò la città. Quindi non vorrei attardarmi su aspetti specifici particolari, se non per rilevare che l'urbanistica aveva perduto quello che di solito si definisse la idea di città, ed era solo una gestione tecnica ordinaria, spesso modesta, devo dire, funzionale all'attività edilizia, forse in qualche caso anche alla speculazione, ma priva del fascino e della suggestione, che per esempio, devo dirlo, ce l'aveva la città fascista. Ecco. Mi preme però osservare che la comunità vittoriese, cioè il cosiddetto genius loci, sto cercando di vedere se è presente, rispose positivamente, secondo me, confermando il rispetto dell'ambiente collinare, straordinaria cosa, che dopo l'uso progressivo dei combustibili fossili riacquistò il manto forestale che non aveva.
poi restaurando per l'abitazione le vecchie case, come dimostra secondo me l'episodio singolare, molto bello anche, della via Roma, che è stata in gran parte recuperata, forse perché discosta dal grande traffico e appartata e molto paesaggisticamente molto così piena di fascino. Curò i giardini, gli arredi, le pertinenze degli spazi privati. Mi avvio alla fine dicendovi le ultime cose che mi è parso di rilevare. Vi è stata quindi dunque nella collettività urbana una tensione verso la qualità, intesa come desiderio di vivere adesso la chiamano smart city, un luogo privilegiato per stare insieme in modo solidale e partecipato. Credo che questo sogno concreto, lo chiamerei così, possa essere un messaggio dell'urbanistica futura, se i vittoriesi vorranno accoglierla, non come un fatto tecnico, ma come un fatto spirituale, interiore, l'urbanistica, perché l'urbanistica deve avere questo messaggio. In parallelo con l'azione economica e sociale in crescita e che si configura in questo, secondo me, importante libretto, agile, l'ha detto Giovanni Napoli prima, ma che contiene in sé, se si vuole fare la distillazione, tutta una serie di cose, di questioni e anche di proposte. Difficile però è stabilire una direzione e una priorità sulle politiche, queste politiche concrete, da avviare per conseguire un miglior assetto e una equilibrata evoluzione della città, capace di soddisfare le esigenze del presente, ma soprattutto di competere per quelle future. Ci aiuta certamente in modo interdisciplinare lo studio del gruppo Maset e dei suoi colleghi. Saluto la mia collega Gribaudi, con cui ci troviamo ogni tanto a Venezia, ma è molto bello incontrarci qua. E dei suoi colleghi, di cui oggi discutiamo, che ci evidenzia la fragilità del tessuto demografico, drammatica questa, e gli scompensi di quello economico, ma insieme ci può indicare alcune possibili vie d'uscita. Mi sembra che in tale condizione di squilibrio, peraltro condivisa da altri sistemi urbani del contesto veneto, non è solo da noi, a Bassano è la stessa cosa, tanto per dire, a Schio, anche per città simili alla nostra. Si rivela opportuna un'attività che nel campo dello spazio territoriale sia rivolta insieme a, primo, incrementare mediante un miglior assetto architettonico e funzionale l'efficienza interna del polo comprensoriale locale, incrementarla. Secondo, favorire l'integrazione con i poli circostanti, veneti e friulani, guardate che il Friuli è qui attaccato, è un tiro di schioppo, mediante l'innovazione nell'infrastruttura e soprattutto l'implementazione dei servizi, intesi in senso lato, con tutti gli aspetti innovativi. Terzo, utilizzare, e questa è un'altra cosa a cui crederei, le ottimali condizioni climatiche. Io venendo su sono uscito dalla nebbia, forse anche la Cristina Gribaidi sarà successo questo, dalla nebbia, e ho visto la meraviglia di queste montagne, di questa piccola Himalaya che è il Visentin, no? Molto piccola, e le colline giorgionesche, no? Belliniane, Cima da Conegliano non è nato molto distante da qua. Utilizzare le ottimali condizioni climatiche, paesaggistiche e ambientali dell'area e del suo contesto per l'insediamento privilegiato di residenza, turismo, cultura, benessere, sanità, anzianità, eccetera. Dal punto di vista urbanistico ciò si concreta quantitativamente nell'arrestare l'ulteriore occupazione di aree esterne, perché se sono già utilizzate male quelle interne, a maggior ragione. Anzi, nel restaurare i margini e rammendare le periferie vittoriesi, nonché nel perseguire una maggiore densità edilizia, in modo discreto, non in modo continuo, progettandola,
e una sostenuta attività di recupero delle volumetrie, anche ai fini della protezione dei valori estetici e paesaggistici, magari demolendo qualche condominio troppo alto o sgraziato. La cura della città, in altri termini, deve riguardare non solo le funzioni e le relazioni, cioè i servizi e le attrezzature, ma anche il suo aspetto, cioè il suo appeal, così lo chiamano gli inglesi. Il cospicuo restauro degli edifici monumentali, citavo via Roma, salvata dal traffico, a differenza della sottostante via Martiri della Libertà, mi pare si chiami così, soffocata dalle vibrazioni, dall'inquinamento. I camion hanno anche distrutto i poggioli, ho visto, cioè veramente massacrata, oltre a far scomparire gli affreschi antichi, indica per Serravalle la strada giusta da seguire quando sarà in funzione, speriamo presto, la galleria sotto il Colle di Sant'Augusta. Restituire a questo centro storico il volto e la funzione antica della città murata sembra un obiettivo, una delle più belle del Veneto tra l'altro, sembra un obiettivo davvero primario, così come proseguire nell'opera di recupero delle vecchie fabbriche del Meschio, di tutto il suo paesaggio, il suo contesto, che era vivissimo un tempo e ora è in parte abbandonato. Un secondo obiettivo, a mio avviso, sembra essere costituito dal completamento dei servizi innovativi e delle infrastrutture di collegamento della zona industriale meridionale. Sapete che è una delle grandi realtà produttive del Veneto, anche se un po' ignorata, che rappresenta anche con le sue, le chiamavo le multinazionali tascabili, no? che sono al suo interno, rappresenta il cuore economico del sistema vittoriese e non solo, perché fa sistema con altri, e che deve essere posta in condizioni di integrarsi con il sistema produttivo e terziario circostante. Se uno deve fare una raccomandata, qui da lì deve andare a Conegliano o non so dove. Una terza finalità riguardante la manutenzione dell'arredo paesaggistico e ambientale, che costituisce la cartolina illustrata della città, cioè una risorsa fondamentale con le acque, boschi, alture, prospettive, elemento costitutivo del benessere e della salute. C'è anche un benessere visuale, che è un fatto climatico anche questo, per gli abitanti e per quelli che sceglieranno la città come luogo di residenza, di cultura, di svago, di turismo. Come dicono da tempo i sociologi, per esempio l'ha detto recentemente uno dei più famosi del mondo, l'autorevole Fukuyama, per rendere felici gli abitanti e attrarne di nuovi, la città deve essere bella ed amabile. Per esempio così la pensava Lorenzo il Magnifico per la sua Firenze. Gli interessavano i soldi anche ai medici, però li usavano per fare la città più bella del mondo in quel momento. Perché da questo appeal, da questa bellezza nasce la coesione e la gratificazione dei suoi figli. Deve richiamare nuove presenze col suo decoro, la sua vivibilità, perché questo genera ricambio e novità. La sua compattezza è anche l'aspetto sensibile dell'interna solidarietà, della sua energia potenziale. Tutto ciò è possibile poiché si avverte che i vittoriesi, mi metto tra questi, amano molto la loro città. Grazie. È stata citata anche nell'intervento, adesso avremo il piacere di ascoltare Maria Cristina Gribaudi, che invito qui sul palco, ringraziando l'architetto Franco Posocco per il suo intervento. Facciamo anche un altro applauso. Intanto Maria Cristina Gribaudi, imprenditrice, amministratore unico di Keyline SPA, presidente della Fondazione Musei Civici di Venezia,
membro del Consiglio di amministrazione dell'Università Ca' Foscari. Ci parlerà in questa mattinata del tema la dimensione territoriale per l'impresa, strade, capannoni, persone. Grazie. Allora, buona mattinata a tutti. Io prendo il posto della dottoressa Chiara Mazzer, quindi sono stata avvisata ieri, perdonatemi se non ho potuto leggere tutto il libro, però vi racconterò la mia storia, il mio punto di vista. Io sono nata a Torino, ho vissuto negli anni 70 tra Conegliano, poi mi sono trasferita a Codogné e poi per scelta e per amore sono venuta a vivere a Vittorio Veneto. Lo considero una cittadina meravigliosa. Faccio questa premessa per dire che io proprio ho scelto di venire a vivere a Vittorio. Sono madre di 6 figli, quindi loro, quando noi ci siamo trasferiti qui, facevano, i più grandi sono andati all'università, mentre i più piccoli facevano tra le elementari e le medie e le superiori, no? Quindi ricordo bene tutte le problematiche, i punti di forza e i punti di debolezza della città di Vittorio Veneto, per anche quello che riguarda i giovani. Poi sono un'imprenditrice, come è stato detto, quindi lavoro nella zona industriale di San Giacomo, per pochi metri sono nella zona di Conegliano, nella zona industriale di Conegliano, ma è una questione proprio di pochi metri. Quindi io mi sono sempre sentita come punto di riferimento, ho sempre avuto sia Conegliano, sia l'amministrazione comunale di Conegliano, ma di Vittorio Veneto, perché in realtà siamo molto vicini, forse siamo più vicini a Vittorio Veneto. Una delle prime cose che ho fatto dal 2002, da quando rinasce questo polo industriale della famiglia Bianchi, che riparte dopo aver gestito per molti anni il marchio Silca, è quello di mettermi in contatto con le amministrazioni, sia di Vittorio Veneto che di Conegliano, per un motivo molto semplice, perché ho sempre ritenuto che la fabbrica è un'entità viva che deve relazionarsi nel territorio dov'è posizionata, dov'è collocata. Siamo andati oltre, all'interno della nostra fabbrica abbiamo deciso di fare un museo, il Museo delle Chiavi, e piano piano l'abbiamo arricchito sempre di più finché è diventato il museo privato più ricco di oggetti che riguardano chiavi, il mondo della chiave ovviamente, di tutta Europa. Quindi un museo privato molto importante, che è stato segnalato ad entrambe le amministrazioni, è aperto ovviamente gratuitamente al pubblico, agli studenti. Perché questo? Perché la fabbrica si deve interfacciare. Se io da cittadina vittoriese osservo che abbiamo una vivacità manifatturiera incredibile, ma siamo nel mondo della manifattura, siamo nel mondo della moda, siamo nel mondo del food, no? Cioè ci sono tantissimi, c'è una diversificazione proprio, no? Di tessuto industriale. Poi però se tu esci alla sera a Vittorio, c'è questa, come posso dire, c'è questa bellissima città, parliamo di Serravalle per esempio, no? La storia, no? Io vedo che tutti i nostri clienti che arrivano magari da fuori Italia, dall'Europa, dall'America, dall'Asia, quando li porti a camminare a Serravalle o li porti a Sant'Augusta, a Sant'Andrea, rimangono molto colpiti. E la prima cosa che ci dicono, soprattutto gli americani: vivete di turismo, vero voi? Noi no, non viviamo di turismo. Stranamente noi abbiamo dei palazzi che fanno invidia a Venezia, no? Come diceva giustamente l'amico Posocco, quando ci incontriamo a Venezia in palazzi meravigliosi. Ma Vittorio in modo particolare ha una storia antica e la si vede, la si percepisce.
Io ho passato a casa nostra l'usanza è festeggiare il 24 dicembre e quindi il 25 dicembre io e mio marito, invece di fare il pranzo tipico di Natale, abbiamo camminato per 3 ore per tutta Vittorio. Era vuota perché tutti erano ovviamente impegnati nel pranzo di Natale ed era bellissima, era una giornata di sole, filtrava qualche raggio di sole e quindi c'è questa percezione di questo paese che ha una potenzialità incredibile, la bellezza, l'armonia di alcune. Poi certamente, come giustamente diceva prima il professor Prosocco, qualche condominio magari sarebbe da abbattere, ma è una questione che si può fare, no? Cioè c'è un tessuto industriale e la bellezza della città, no, al quale appartiene, che andrebbe assolutamente messo in rete. Quello che manca, quello che io percepisco, non che manca, è proprio questa mancanza di riconoscimento tra la fabbrica, il mondo della fabbrica e, se mi passate il termine, della cultura della città, che è grande, perché basta aprire qualsiasi palazzo per scoprire delle meraviglie. E quindi noi abbiamo visto interventi di mecenati a Treviso piuttosto che a Belluno, cosa è successo e che cosa hanno fatto. Perché io mi ricordo Treviso negli anni 70 com'era, non era certo così, ma come non lo era neanche Belluno. E quindi è evidente che bisogna mettere in rete voglio dire, non è così facile coinvolgere gli imprenditori. E qua faccio un mea culpa e metto il cappello da imprenditore. Però non è neanche così facile magari coinvolgere gli amministratori. Per esempio, negli anni 2000-2002 è stata restaurata la scalinata che porta alla stazione ed è dedicata a mio suocero, a Camillo Bianchi. Io mi domando, ma perché poi nessuno ha più bussato alla porta? Non solo quella della famiglia Bianchi, ma di tutti gli imprenditori del territorio. È evidente che poi c'è la necessità di restituire. C'è la necessità di restituire, oltre il tempo che noi dedichiamo alle nostre fabbriche, anche poi di intervenire. Voi pensate che il Palazzo Correr, faccio un esempio su tutti, grazie proprio all'associazione del Comitato francese per la salvaguardia di Venezia, grazie a loro, i francesi, abbiamo restaurato 30 stanze. Grazie a loro abbiamo restituito 30 stanze all'Italia e al mondo di un palazzo meraviglioso. Ecco, allora mi viene da dire che poi i soldi in qualche modo ci sono e si trovano, però bisogna avere un progetto, bisogna avere una visione. Guardate, noi siamo partiti col comitato francese e poi lo sceicco Altani ha sponsorizzato, questo è a bilancio quindi lo posso dire, sempre ci ha sostenuto in questo miglioramento del Palazzo Correr per oltre 1,2 milioni. Cioè, se tu hai la visione e lo presenti in un quadro di riorganizzazione come può essere quello della fondazione, perché è evidente che il mio lavoro in fondazione non è certo quello di critico d'arte, Prosocco lo sa bene, non mi occupo di quello, io mi occupo di organizzazione, di riorganizzazione di una fondazione che ha uno statuto molto pubblico e in parte privato, quindi difficile anche da gestire, perché tutti noi siamo sempre consapevoli che quando parliamo di pubblico ci troviamo di fronte a veramente dei muri burocratici. In realtà, che cosa è successo a Venezia? Ma lo porto come un case history, che avere un sindaco imprenditore, quindi con una visione e con un modus operandi molto diretto e con il suo modo, il suo saper fare e agendo all'interno delle partecipate come con la fondazione, quindi mettendo delle persone strategiche che hanno altre esperienze e quindi contaminano con altre culture, è nata la differenza, a tal punto che poi i soldi arrivano dai comitati francesi, arrivano dallo sceicco, perché c'è una visione.
Allora io, che sono una persona del saper fare, mi piace andare ai convegni a parlare, però poi ritengo che tutti poi dobbiamo portarci a casa qualcosa. La sfida è che su questo libro dobbiamo costruire il futuro. Cioè, dagli stimoli che emergono e dagli studi che sono stati fatti, dobbiamo per forza di cose ricostruire il futuro, riimmaginare questa città che ha un potenziale incredibile. Abbiamo 2 uscite dell'autostrada, siamo al di sotto delle Dolomiti, no, patrimonio dell'UNESCO, siamo vicinissimi a Venezia. Io ho lanciato una sfida 1 anno e mezzo fa all'amministrazione comunale di Vittorio Veneto e abbiamo portato le murrine, abbiamo portato le murrine di Burano, abbiamo fatto una mostra qui a Vittorio sostenuta da noi, dalla Key Line. Perché questo? Perché Venezia è vicinissima. Ma ve ne dico un'altra, perché Venezia ha dei depositi d'arte che vanno aperti. Noi abbiamo oltre 700.000 opere d'arte. C'era tendenzialmente negli anni passati, si diceva, come posso dire, il pensiero comune a Venezia era che i depositi dovevano rimanere chiusi. No, è sbagliato. Se io apro i depositi e porto la cultura al di fuori di Venezia, sulla terraferma, ma Venezia ha inciso moltissimo la cultura veneziana, Vittorio Veneto, è quasi un prolungamento della nostra Venezia, Vittorio Veneto. Se io porto la cultura, se io faccio uscire la cultura da Vittorio Veneto, sapete cosa succede? Che costringo le persone ad alzare l'asticella. Com'è che crescono le persone? Com'è che possiamo tutti noi fare un cambiamento nella nostra vita? Semplice, studiando, alzando l'asticella, no, entrando nel mondo della cultura, perché con la cultura si vive. Certo che poi bisogna creare un progetto, costruire un progetto, però con la cultura si vive. Quindi io lancio un'altra sfida da questo palco e Franco, che ormai mi conosce e sa bene che quello che dico poi faccio, e guardo in faccia Castro, guardo in faccia Tonon, tutte le autorità presenti in sala. Io sono pronta come presidente della Fondazione Musei Civici. Apriamo questi depositi e portiamo degli oggetti che senso ha tenerli nascosti? Facciamoli vedere, divulghiamoli, no? Creiamo cultura. Dove c'è bisogno, Venezia deve venire incontro. Voi sapete che il problema nostro a Venezia è proprio l'intasamento di Venezia, soprattutto in alcuni periodi. Quindi che cosa dobbiamo fare? Ridistribuire quelli che sono i flussi turistici, e Vittorio Veneto ne deve assolutamente beneficiare, ma ne deve beneficiare non perché è figlio di un dio minore, ma perché ha tutte le caratteristiche per farlo. Ha un tessuto industriale fortissimo, una catena di imprenditori che secondo me coinvolti possono fare la differenza. Abbiamo visto che nel nostro piccolo abbiamo creato degli eventi all'interno della Key Line, perché la fabbrica che cos'è? La fabbrica è un contenitore all'interno di una location. Allora apriamo questo contenitore e facciamo degli eventi culturali in fabbrica, proprio che magari non sono legati neanche al prodotto che faccio. Ma perché? Perché la fabbrica deve fare cultura. La fabbrica deve fare la cultura dell'impresa e non solo, cultura del suo welfare, cultura dell'amore per le persone che ci lavorano dentro. Ed è evidente che più ci apriamo, più ci contaminiamo al mondo, più riusciamo a portare all'interno delle nostre fabbriche, delle nostre organizzazioni amministrative, quello che è culture diverse, più possiamo fare la differenza. Ovviamente questo vuol dire imparare a lavorare non sentendosi più il capo, l'imprenditore, ma dobbiamo diventare tutti leader delle nostre aziende, del nostro territorio, delle nostre case, dei nostri condomini, dei nostri negozi. Ognuno deve fare la sua parte. Io dove vivo
vi assicuro che qualsiasi oggetto che devo comprare per la casa esce da Vittorio Veneto. Perché? Perché se io non vado dalla bottega fuori di casa, che cosa vuol dire? Che domani mattina la bottega chiude. E su questo dobbiamo lavorare. C'è un codice etico, perché non possiamo lamentarci e poi non lamentarci che chiudono le botteghe, però poi andiamo a comprare magari in altre attività. Io ho visto lo sforzo incredibile quest'anno che c'è stato a Vittorio Veneto dei mercatini di Natale. Ed è una cosa importante, però poi bisogna andarci, bisogna esserci. Voi avete visto, ma ne parlo come dato oggettivo, no? La ruota che è stata fatta a Conegliano con tutti i pro e i contro, però poi ha creato un movimento, perché poi pare che la gente abbia voglia di uscire, pare che la gente abbia voglia di stare insieme. Ecco, tutte queste cose, no? Tutte queste energie vanno evidentemente incanalate, ma noi partiamo molto avvantaggiati, perché Vittorio Veneto ha proprio una struttura che lo permette. E quindi io credo che sia veramente un fattore legato alla volontà di ognuno di noi, no? Cioè, perché io non so, io ho visto che tutti parlano, poi è proprio quel saper fare, quella capacità di poter applicare e fare delle cose. Quindi bisogna creare delle organizzazioni dove tutti possano partecipare, dove le persone che fanno il mio mestiere, e qual è il mio mestiere? A questo punto delle volte io non lo so neanche più, se sono una donna di fabbrica, una donna dei musei, sono nel CDA di Ca' Foscari, ma tutto questo che cosa porta? Porta che la mia visione del mondo probabilmente è più ampia. Faccio un esempio su tutti. Vi faccio un esempio pratico. Noi abbiamo degli uffici a San Francisco in coworking. Coworking vuol dire che siamo all'interno di uno stabile dove tu affitti uno spazio e hai tutte il wifi, hai la segreteria, le stampanti, tutto quello che ti serve. Che cosa mi sono resa conto? Che a un certo punto ho osservato i musei e ho capito che gli androni dei nostri musei, Ca' Pesaro, Carezzoni, col Museo di Storia Naturale, erano dei naturali coworking. Quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo il wifi, abbiamo messo dei tavoli e gratuitamente abbiamo offerto alla città di Venezia dei coworking. Quindi vi invito, chi la prossima volta vuole fare un appuntamento di lavoro, andare a lavorare o scrivere o fare quello che vuole, può andare nei nostri, per esempio a Ca' Pesaro, dove c'è uno street piano, ci sono dei tavoli dove ci si può sedere senza comprare il biglietto prima. Cioè, ho visto la stessa cosa che tutti vedevano, ma da un'angolazione diversa. Questo probabilmente è uno sforzo mentale che dovremmo fare anche a Vittorio Veneto, perché gli spazi ci sono. Cioè, siamo già avvantaggiati. Vi faccio un altro esempio molto pratico. 11 musei, ho fatto un accordo con Unicef e abbiamo creato 11 spazi, quindi spalmati su tutta la città e le isole, dove abbiamo creato degli spazi che si chiamano Baby Pit Stop, che sono spazi gratuiti dove i genitori possono arrivare, mamme, papà, sedersi e cambiare un bambino. Non c'erano, non esistevano. Io quando andavo a Venezia con 6 bambini era un problema cambiare un pannolino a un bambino. Quindi ho guardato e osservato la stessa cosa di sempre. Il museo è rimasto lo stesso, però ho cominciato a immaginare che erano dei salotti, dovevano essere prima di tutto dei salotti per i veneziani, che sono costretti a vivere, no, questi riflussi turistici, quindi prima di tutto il museo è per loro. E poi è per i veneti, e poi è per il resto del mondo, no? Quindi ridare dignità a questi spazi, no? Quindi non solo un mordi e fuggi, perché voi capite bene che portare un turista a Venezia dentro un museo è complicato, una città, è un museo a città, sì, un museo a cielo aperto. Questo per dire che ci sono dei palazzi a Serravalle che sono la fine del mondo.
che bisogna trovare, avere degli obiettivi, immaginare cosa fare, riportare degli uffici commerciali. Stamattina c'era un articolo che parlava che adesso vogliono rimappare oltre 2000 capannoni vuoti. Certo, perché negli anni 70-80 importante era costruire. E no, perché non bisognava solo costruire, bisognava costruire e fare formazione. Perché tu puoi costruire quello che vuoi, puoi costruire un capannone, ma se poi dopo non hai un'idea e non hai un progetto e non hai una visione, non vai da nessuna parte. Quel capannone starà in piedi 10 anni e dopo 10 anni sarà destinato a essere chiuso. Quindi non si può più costruire capannoni, bisogna riqualificare quelli che abbiamo. Perché è una questione poi di urbanistica, della bellezza del paesaggio. Ecco, io credo che ci siano, vi ho lanciato qualche sfida, qualche input, no? Vi ho descritto una fabbrica descritta al contrario, una fabbrica dove produciamo chiavi, però facciamo eventi culturali, presentiamo dei libri, facciamo delle feste, organizziamo delle cose che esulano dal fatto di essere una fabbrica. Con una scuola di Treviso, collegati alla Biennale del Bambino, abbiamo organizzato con gli scarti delle fabbriche, quindi noi davamo le chiavi, abbiamo dato questo materiale alle scuole e loro hanno partecipato alla Biennale del Bambino. Noi, tra parentesi, la nostra scuola che ci ha scelto a Treviso, siamo arrivati tra i primi. Ovviamente abbiamo dato le chiavi, poi siamo andati a comprarci il totem che avevano fatto con le nostre chiavi e quindi non solo abbiamo fatto lavorare i bambini, ma abbiamo portato del denaro alla scuola e poi abbiamo fatto un'altra cosa, abbiamo portato i bambini in fabbrica. Beh, sapete che emozione è? Le urla e le risate, la voce dei bambini è una cosa che ha fatto piangere gli operai, è un suono al quale gli operai non sono abituati, perché i bambini non vengono portati in fabbrica. Sapete la gioia di un bambino nel vedere finalmente una fabbrica? C'erano i bambini che dicevano: adesso capisco dove lavora il mio papà. Mio papà dice che va in fabbrica. Che cos'è una fabbrica? No? E quindi ecco, come posso dire, questi sono i legami sui quali dobbiamo andare a lavorare, coinvolgere sempre di più l'imprenditore. Nel momento in cui facciamo la mostra delle Murrine o qualsiasi altra mostra, qualsiasi altra cosa che possa creare valore aggiunto insieme tra l'amministrazione comunale e la Fondazione Musei Civici di Venezia, ci va poi un coinvolgimento a tutto il tessuto del territorio manifatturiero, ma non solo, perché poi la mostra, la bellezza, l'arte appartiene a tutti, è di tutti e dobbiamo prendercene cura. Guardate, non c'è museo al mondo che non abbia quadri di artisti italiani. Pensate, parliamo, scusa Franco, ma non posso non citare l'ultima mostra del Tintoretto, che è stata un'esperienza, una delle più belle esperienze della mia vita. Io sono in partenza per Washington perché si inaugurerà questa mostra, la più bella mostra del Tintoretto che è mai stata organizzata, la più completa, e che per la prima volta in America, quindi ci sarà l'ambasciatore italiano che vive a Washington e persone molto legate, molto vicine a Trump. Quindi noi di questo dobbiamo essere orgogliosi. E Tintoretto ce l'abbiamo ovunque. Basta alzare gli occhi a Venezia e Tintoretto. Adesso c'è la mostra del Canaletto. Ecco, perché voi immaginate un flusso turistico su Venezia? Beh, ma Venezia, Vittorio Veneto poi è a 60 chilometri. Certo, magari dobbiamo pensare ai treni. Dovremmo pensare a dei treni che da Belluno vanno Vicenza, Verona, quasi come delle metro, no? Io che vivo a Vittorio devo andare a Venezia in macchina, perché dovrei prendere la macchina, arrivare a Conegliano, perché altrimenti avrei pochi treni. È su questo che dobbiamo lavorare, è su questo che dobbiamo lavorare in sintonia con la Regione, con tutte le istituzioni in causa, ma tutti noi
privati cittadini siamo chiamati a fare la nostra parte. Non abbiamo più tempo per scherzare, non è più colpa di questo Stato, ma lo è in parte, ma ognuno che faccia la sua parte, no? Io vi faccio una battuta, ho visto quando sono al bar e vedo che mi portano la cannuccia, mi faccio togliere la cannuccia e dico: guarda, smettiamola di inquinare, non ho bisogno della cannuccia. E sapete perché non ho bisogno di quella cannuccia? Perché al Museo di Storia Naturale ho assistito a togliere una cannuccia dal naso di una tartaruga. È una cosa terrificante, piangeva. L'abbiamo tolta, no, con una pinza, e questa tartaruga... Ecco, voi pensate solo un gesto banale come una cannuccia che non serve assolutamente a nulla. A nulla. Ecco, allora io credo che la consapevolezza, crescere queste nuove generazioni, e vedo molti giovani seduti qua in sala, il futuro è loro, il futuro è vostro, ragazzi. Io lo posso solo immaginare, voi lo vedete, però se voi utilizzate persone come me dai capelli bianchi, da chi ha esperienza, probabilmente possiamo fare la differenza. Questo è un messaggio che rivolgo soprattutto a voi giovani, perché il mondo veramente è vostro. Avete veramente un potenziale incredibile. Io sono della generazione del carosello e del televisore in bianco e nero e del gettone, cioè proprio è quello. Quindi voglio dire, wifi, collegamenti, internet, il mondo in una mano, è pazzesca questa cosa qua. Sono nel CDA di H-Farm e tutte le volte che vado lì dico: mannaggia, tutto quello che ho imparato fino ad oggi è già talmente vecchio, devo di nuovo rimettermi in discussione. Ecco, però questa Vittorio Veneto è soprattutto vostra. Voi dovete sfruttare quello che sono le persone mature come me, che hanno esperienza, che sanno fare rete, che sanno fare in maniera positiva lobby, perché la lobby non è una cosa negativa, lobby la dobbiamo fare e appunto io credo che questo sia un momento importante per Vittorio Veneto, che avete tra i vostri cittadini la Presidente dei Musei Civici, avete Posocco, avete persone che sono pronte e sono con le mani aperte, perché è vero che noi siamo sempre disponibili proprio come posso dire, a uscire sulla terraferma, perché Venezia è di tutti. Ecco, io concludo dicendo che dobbiamo restituire a questo Paese. Io lo sto già facendo e vedo molte brave persone vicino a me che lo stanno facendo. Sono prontissima a tutto quello che io posso fare con la fabbrica, con i miei impegni nel sociale, non nel sociale, amministrativi, politici, quello che c'è, io ci sono, e quindi avanti tutta, perché Vittorio Veneto è una città meravigliosa. Grazie. Grazie a Maria Cristina Gribaudi per averci dato la sua chiave di lettura. Grazie mille. Adesso è giunto il momento di chiamare Sergio Maset. Lo chiamiamo sul palco e lo accogliamo con un applauso. Sergio Maset è sociologo del territorio, ha insegnato statistica per la ricerca sociale e tecniche di elaborazione dei dati nelle università di Trento e Trieste. È esperto nello studio delle relazioni tra assetto territoriale e dinamiche di sviluppo economico. Ha coordinato e diretto numerosissimi studi e ricerche sui temi del rapporto tra infrastrutture, uso del territorio e sviluppo economico. È fondatore e titolare di IDEA, società di ricerca in campo sociale ed economico. Oggi ci parlerà del tema una rappresentazione contemporanea del sistema sociale ed economico vittoriese. Grazie. Buongiorno a tutti. Allora, il primo passaggio è questo. Perché ha senso ragionare di politica a livello comunale? Questa è una domanda che può suonare banale, ma lo è tutt'altro. Nel senso che la politica
sicuramente in questa fase è una politica di grande complessità, di dinamiche globali, di problemi globali e che richiede competenze elevate. Allora uno potrebbe dire: che senso ha essere qui oggi a discutere di questo? Allora, la mia idea è che in realtà il senso c'è perché la comunità, sia essa nazionale, europea, globale, in realtà è fatta da, come dire, comunità che poi a loro volta rappresentano e si rappresentano a un livello superiore. E quindi, se localmente si elabora un pensiero basso, io porterò idee basse. C'è poi una seconda ragione, e la seconda ragione è che a livello locale esistono comunque singolarità eccezionali, singolarità straordinarie che contano. Il problema è che in questo momento qui la nostra attenzione è portata alla narrazione delle singolarità. Se noi apriamo i giornali, ogni giorno troviamo la classifica degli eccellenti. Ed è giusto. Il problema è che la sostenibilità di una società si misura nella capacità di trasformare i buoni esempi in opportunità e di farli agire come strumenti per una crescita diffusa. Questo è il punto. Altrimenti è solo una mitologia. E quindi dov'è che può avvenire questo? Può avvenire soltanto all'interno di un ambito comunitario. Il termine comunitario non ha niente di romantico in questa eccezione, è estremamente fattuale, ed è l'ambito entro il quale la relazione tra sistema produttivo, istituzioni, scuole e famiglia va costruita e alimentata. Altrimenti ho storie eccezionali di grandi lamentazioni. Non ci sono le istituzioni, non ci sono le strade, non c'è la forza lavoro formata, eccetera, eccetera. Allora, la città è tale, o è il luogo dove c'è una consapevole, non casuale, voluta, quindi consapevole, alimentata, relazione tra queste sfere. E non solo, questa si traduce poi anche in un'azione di rappresentanza. Verso dove? Verso gli altri livelli. Verso Venezia, verso Roma, verso Bruxelles, verso chi lo sa. Questa è la premessa, se vogliamo, che muove al lavoro, ma è la premessa anche che poi ci guida ai passaggi successivi. Passaggi successivi che ci chiamano subito a fare un conto molto duro con una questione, di nuovo, tanto banale quanto tutt'altro che scontata. In realtà, se noi guardiamo in una prospettiva storica il nostro Paese, e vale a qualsiasi livello, si cresce dove c'è anche crescita economica. Se la osserviamo in una prospettiva storica, le parti, le regioni dell'Italia che negli anni sono cresciute da un punto di vista demografico, sono regioni, parti del Paese che sono cresciute da un punto di vista economico. È incredibile la nostra memoria quanto tende ad accorciarsi e a dimenticare, ad esempio, fenomeni di emigrazione che hanno caratterizzato il passato prossimo di questa regione, di questo territorio. Questa cartina ci fa vedere semplicemente, è una cartina classica di studi che ho condotto, e che dice, ok, quali sono le regioni, le aree del Paese che sono cresciute di più da che periodo? Dagli anni 70 fino a metà degli anni 2000. E vedete bene, la parte di Lombardia, la parte di Emilia Romagna, la parte di Veneto. Notate anche come
rispetto a quello che era l'assetto degli anni 70 e quindi della grande industria, ad esempio il Piemonte abbia sofferto molto e soffre tuttora. E l'immediato riflesso è che tu vedi regioni come il Veneto e l'Emilia Romagna che crescono moltissimo, il Piemonte era forte nel suo passato, rallenta da un punto di vista demografico, un più 1,4, un decimo di quello che sono cresciute le altre regioni nei 20 anni tra il 91 e il 2011. E poi nel periodo più recente, 2011-2018, vediamo che cos'è che cresce molto? Cresce molto una Lombardia che in questo momento sta avendo una grande dinamicità. Ma io adesso, prima di entrare nel merito di Vittorio Veneto, voglio fare un passaggio con voi sul Veneto, perché finora con l'introduzione abbiamo parlato molto della città di Vittorio Veneto e quindi spetta a me l'onere un attimo di raccontare alcuni passaggi invece che riguardano un po' la storia di questa regione, il suo rapporto insediativo anche. E qui davvero vado veloce in una carrellata, però ricordiamoci, consideriamo soltanto il periodo del dopoguerra. Noi abbiamo avuto una prima fase tra gli anni 50 e gli anni 70 che possiamo chiamare, chiamo io adesso, la chiamo industriale per capirci, perché? Perché è quella della fase che noi abbiamo studiato, noi la mia generazione ha studiato a scuola, no? Era ancora la fase delle industrie dentro le città, ma qua ci sta a dirla, perché è la fase che caratterizzava questa città. Era la fase in cui l'industrializzazione era un fatto urbano ed era una fase, non nell'Ottocento, ma ancora negli anni 50, in cui il Veneto emigrava dalle campagne. Il verde di questa cartina non è un verde sostenibile ambientalmente, ma vuol dire fuga, vuol dire abbandono e quindi emigrazione delle campagne. È una fase in cui crescono i capoluoghi e le cinture, in cui la città attrae, la città è il luogo di industria e la città attrae, la gente si trasferisce e crescono le cinture dei capoluoghi. È anche la fase in cui iniziano a emergere i poli locali che conosciamo, li vedete bene chiaramente Montebelluna, Castelfranco, Bassano, Vittorio Veneto, Conegliano. Ed è la stagione del policentrismo, ma è stata quella è stata la stagione vera del policentrismo. Poi abbiamo avuto un'altra fase, iconografica, nel senso che ben descritta, chi a memoria ricorderà Lago, e anche la narrazione del Veneto, della Terza Italia, eccetera. Gli anni dal 70 agli anni 90, no? Io l'ho sintetizzata adesso con le 3C, non sono mie, ma che era appunto il capannone, casa, capannone e campanile, no? O chiesa, come volete. È una fase in cui l'industrializzazione si diffonde, l'immigrazione diventa un'immigrazione nazionale, attenzione, il muro di Berlino è ancora lì. Calano i capoluoghi, vedete che diventano verdi, crescono le ipercinture, si gonfiano. Il segnale qual è? Attenzione, non è vero che la città non attrae, è che la città inizia a respingere. Inizia a respingere, perché se io faccio crescere la ciambella, vuol dire che il buco non è accogliente alla popolazione, d'accordo? E c'è un fenomeno di dispersione. Per cui inizia a crescere un po' dappertutto. Gli anni 90, tra il 90 e il 2011, la fase vera della dispersione. E qui la crescita diventa bulimica, fortunatamente anche da un punto di vista economico, ma si creano i presupposti per avere un'unica fascia indifferenziata al suo interno, apparentemente indifferenziata, di crescita. Questa è una fase di policentrismo incerto, direi, nel senso che si fatica a leggere il territorio, ma è la fase che poi lascia anche un lascito. Questo momento qui, se arriviamo a quest'ultima fase qui, cos'è che troviamo? Un rallentamento generale. Ricordate che prima avevamo verde, chiaramente, e poi tanto rosso. Adesso invece, se consideriamo il periodo 2011-2018, abbiamo un giallo. Non è un fatto metrico, nel senso che si tratta di
di tassi medi annui composti, per cui tengono conto del diverso periodo, è proprio un rallentamento. Il rallentamento nella spinta economica e un'altra serie di fenomeni portano in generale ad avere due tendenze, una crescita che è più rallentata e che inizia ad avere dei segnali di concentrazione, di rilocalizzazione all'interno del Veneto, che bisognerà poi leggere e leggeremo nei prossimi anni, però la tendenza emergente è questa ve la evidenzio come fenomeno, e ha un dato distintivo: i capoluoghi riprendono a crescere. È la prima volta che osserviamo che il colore delle città non è più verde, ritorna a essere un colore giallo o rosso, ed è curioso che sono, come dire, in realtà città, e qui gioco sulla parola verde, che hanno smesso decisamente di essere grigie, no? E sono città invece nella loro progettazione, nella loro narrazione, questo sì, verdi. Noi dobbiamo tenere presente che in questo momento qui abbiamo città che nulla hanno a che vedere, non solo perché le fabbriche non sono più al loro interno, ma non hanno più a che vedere con le città degli anni 70, cioè se non altro 20 anni di finanziamenti pesanti nell'industria per l'innovazione dal punto di vista delle marmitte catalitiche, sul rinnovamento delle emissioni delle caldaie, eccetera, eccetera, hanno fatto sì che noi possiamo adesso girare in città e non avere problemi di respirazione. Non era un fatto scontato, lo dico ai più giovani, 40 anni fa. I capoluoghi, dicevo, sono di nuovo in crescita, emerge questo nucleo centrale, il tema di gestione delle città è una riqualificazione, perché abbiamo l'ascito delle 3C, dei capannoni, campanili e case distribuiti, ma abbiamo ancora in casa dei lasciti di industria della fase precedente, anni 50 e 70, e ce li abbiamo anche qui. Il policentrismo, punto di domanda, e lo riprendiamo alla fine. Proseguiamo un attimo quindi con questo ragionamento in cui abbiamo osservato che per la prima volta le città riprendono a crescere e, attenzione, non abbiamo più un rosso indifferenziato. E questa zona, la vediamo in alto alla vostra destra, vediamo la fascia pedemontana, vediamo Vittorio Veneto, e vediamo che è una zona che per la prima volta da diversi decenni inizia a veder calare la popolazione. Quindi noi dobbiamo un po' riflettere su quelli che sono alcuni fenomeni insediativi della popolazione e fissarceli, e ricordarci che la logica insediativa poi della popolazione in un certo territorio è trainata prima di tutto dal fatto di avere un lavoro con prospettive. Ricordate la prima cartina, quali regioni crescono. Poi nelle scelte di localizzazione tendenzialmente il comportamento, adesso brutalizzo la rappresentazione, ma prendete un compasso, girateci un cerchio intorno al luogo di lavoro, un cerchio che va tra i 15 e i 30 minuti, mediamente, non di più. Poi è chiaro che se uno fa il top manager può spostarsi molto di più, ma anche altri mezzi, altre ragioni, altre logiche, eccetera, eccetera. Ma mediamente, questo è il compasso. E all'interno di questo raggio qui, dove vado a vivere? Dove metto la sede? Dove investo per la mia famiglia? Ebbene, lo faccio dove c'è un equilibrio ragionevole, ciascuno lo fa, tra quelle che sono le esigenze, quelle che sono le risorse e quello che è l'offerta. È su questa dimensione qui che i capoluoghi hanno respinto, nel rispondere a questa domanda qui, all'equilibrio tra esigenze, risorse e offerte. Le città e i nostri capoluoghi sono stati per anni oggetto di quello che gli inglesi chiamano gentrification, di fatto appannaggio di, come dire, attività costose, redditizie, e che poi a un certo punto sono anche uscite dalle città perché non erano più redditizie. E perché il mercato immobiliare ripartisse si è dovuto arrivare a capire e convincere anche qualcuno che forse era meglio
rivedere anche determinate attese di rendite fondiarie. Ma non perdiamoci. Qual è la questione? Da un punto di vista demografico abbiamo visto un rallentamento. Il rallentamento non è soltanto demografico, il rallentamento è economico. Il rallentamento è economico. Il problema qual è? È che in questo momento, oltre al rallentamento, noi abbiamo dei problemini che sono tutt'altro che ini, da un punto di vista di equilibrio demografico. Abbiamo un calo di natalità strutturale vecchio che prosegue da 50 anni, ma che sta diventando sempre più emergenziale, e abbiamo una tendenza all'invecchiamento. Beh, anche quella prosegue per ragioni diverse, perché la qualità della vita migliora, perché tendenzialmente noi, come diceva Berlusconi, puntiamo all'immortalità, insomma. È una battuta la mia, ma dovremmo un po' anche riflettere su quella che è, come dire, la tendenziale rifiuto della morte che abbiamo noi come cultura. Il problema vero è che quando si incomincia ad avere un tendenziale rifiuto della natalità, ecco, questo è l'elemento per cui io di solito preferisco concentrarmi un po' su questa parte e mi concentro di più sulle giovani famiglie, mi concentro di più sui giovani, ok? E questo è il trend che invece va invertito, però non si inverte se non si affrontano anche alcuni strumenti di innovazione sociale. Da un punto di vista, dicevo, localizzativo, dove la gente sceglie di vivere, le persone scelgono di vivere, abbiamo detto devono esserci alcuni elementi, no? Alcuni elementi, deve esserci una prospettiva, ma non solo, no? Poi le scelte di localizzazione rispondono anche a un rapporto di offerta, di equilibrio tra quelle che sono le esigenze dell'offerta. Allora, per riassumere, noi teniamo presente sempre questo, cioè una città ha a suo modo l'obbligo, se vuole restare tale, di interrogarsi e trovare risposte a come garantire espansione. L'idea di decrescita felice è pericolosissima. Noi dobbiamo domandarci in che modo garantire espansione, garantire crescita. Noi dobbiamo ragionare sul modo, non sul se. E quindi espansione, inclusione che è un concetto che ci rimanda all'utilizzo efficiente delle risorse che noi abbiamo. E quindi da questo punto di vista qui, ogni comunità, ogni città, ogni parte di territorio deve dare un obiettivo di essere, ad esempio, e questo è il tema concreto, di essere in grado di includere le donne nel mercato del lavoro. Non è retorica da post 8 marzo, è fatto strutturale. L'inclusione delle donne nel mercato del lavoro non è una questione di equità di genere, è una questione di sostenibilità del nostro sistema economico, finanziario, fiscale, previdenziale, eccetera. Però qui sta il dilemma. Abbiamo nello stesso tempo bisogno di includere maggiormente le donne nel mercato del lavoro e ci troviamo in una fase in cui abbiamo bisogno di fare aumentare anche la natalità. Si tratta di rivoluzionare i modelli, non c'è nessuna equazione che dice che se le donne lavorano maggiormente non possono avere figli. In tutti i paesi del nord Europa la relazione è esattamente l'opposto, molti più figli e molta più inclusione delle donne, però dobbiamo cambiare due aspetti. Uno tra questi, dobbiamo rivedere completamente il sistema dei servizi e della rete dei servizi, anche di servizio in senso proprio alla famiglia e alla primissima infanzia. E quindi significa nidi, quindi significa un altro modo di realizzare anche forme intelligenti di lavoro, significa organizzare e integrare il sistema dei servizi pubblici con i servizi privati in funzione di questo obiettivo che è un obiettivo centrale. E quindi la conciliazione che ho rappresentato in questo modo perché è in realtà prendere atto della necessità di equilibrare le esigenze che ciascuno di noi ha di conciliare la sua sfera lavorativa come la sfera di ricreazione culturale, di cura della propria salute, di cura dei propri affetti e dei cari e quindi delle relazioni anche con
con la comunità e con i propri familiari. Quindi una città deve rispondere a questi temi sempre. Nel caso concreto di Vittorio Veneto, cosa abbiamo? Noi dobbiamo tener conto che questa città per alcuni versi ha avuto la stessa tendenza che hanno avuto i grandi capoluoghi. È cresciuta fino agli anni 70 e poi ha iniziato a calare. Attenzione però in questo momento, questa è una fase di ritorno alle città, però bisogna agganciarla, non è scontata, perché Vittorio Veneto non è capoluogo, non dico non è Milano, ma non è nemmeno capoluogo, e allora ha bisogno di interrogarsi doppiamente di come crescere. E allora da questo punto di vista qui mi è piaciuta e me la sono segnata, mi sono segnato diverse cose, ma è stato detto prima, lo sviluppo è una derivata dell'identità, ma allora dobbiamo riflettere, e dovete riflettere bene su quella che è l'identità di questo territorio. L'idea che Vittorio Veneto non sia industriale è un'idea che risale probabilmente a quando l'industria è uscita dalla città, per quello che ho fatto quella periodizzazione lì. Nel momento in cui le industrie sono uscite, Vittorio Veneto non è più industriale. E infatti ragiona ancora dei suoi immobili industriali all'interno della città, giustamente in una prospettiva di recupero, ma a Vittorio Veneto ci sono 4.000 addetti nella manifattura. Come Bassano del Grappa, la metà di Padova, per capire, perché bisogna darsi delle scale di misura, ma uno pensa a Padova e dice, la zona industriale di Padova, certo, una delle città più grandi, un sistema produttivo denso, il fattore è per 2, non per 10. Bassano del Grappa, area industriale, ha lo stesso numero di addetti. Susegana ne ha meno, Treviso ne ha quasi la metà, però deve rientrare nell'orizzonte di quello che dicevamo prima, no? Cioè io ho un sistema, istituzioni, sistema produttivo, famiglie, lavoratori, e devo averlo nello stesso radar, perché altrimenti parlo d'altro. Ciò che non vedo non può essere nemmeno oggetto di politica. E quindi è una zona industriale grande, non mi interessa la superficie, non sto parlando di quello, sto parlando, è una zona, è un'area caratterizzata da un elevato numero di addetti che vengono giocoforza attirati anche da comuni circostanti, anche più lontani. Perché? Perché in realtà all'interno ci sono figure qualificate e quindi Vittorio Veneto, la zona industriale di Vittorio Veneto, il sistema produttivo è un sistema che ha relazione con il territorio. Secondo elemento, è distintivo della realtà produttiva di Vittorio Veneto perché il 40% degli addetti di questo comune nell'ambito privato lavora nella manifattura. Il dato medio della provincia di Treviso è il 36%, del Veneto è il 30%, cioè il peso dell'industria nell'ambito di Vittorio Veneto è tale quanto lo è nelle icone, no? Se si pensa alle realtà e ai distretti industriali del Veneto, a Schio, Tiene, Valdagno, eccetera. Però non è così quando se ne parla. E allora anche questo è un elemento che dobbiamo acquisire. E poi il terzo elemento distintivo è che sono aziende grandi e questo è centrale. Non c'è retorica più fallimentare che la retorica del nanismo. E da questo punto di vista qui Vittorio Veneto ha la fortuna di avere aziende significative per dimensione e questa non è retorica invece del gigantismo. La questione, e di cui dobbiamo essere, a mio avviso, assolutamente consapevoli, è che in realtà solo sopra una certa dimensione aziendale si può realmente spingere, far crescere le competenze dei lavoratori, si può avere un ruolo propulsivo.
c'è bisogno di una dimensione ragionevole per spingere su processi di innovazione, altrimenti insostenibili, ingestibili, neanche programmabili, non possono neanche rientrare nell'orizzonte di un'azienda micro. Solo aziende in grado di spingere sulla complessità e sull'innovazione sono in grado poi di stimolare anche la crescita di start-up che non siano mera retorica, cioè quindi gemmare. Il modello, la fase, quel passaggio che c'è stato tra la fase industriale e la fase della crescita delle CCC è stato un modello di crescita che ha avuto antetempo, è stato basato antetempo sul modello di start-up stimolate per esternalizzazione. Noi l'abbiamo scoperto negli anni 90 nei telegiornali e nelle trasmissioni di Santoro che aziende come la Tecnica, la DeLonghi, la Dainese, vedete voi chi volete, ne abbiamo tantissime, erano venete. È curioso, ma è andata proprio così. E queste aziende qui, come tante altre, e non me ne vogliono quelle che non ricordo, hanno dato vita alla dinamicità stessa del sistema produttivo veneto, ma noi dobbiamo essere in grado poi di continuare a guardare a questo tipo di rapporto tra le aziende leader e la loro capacità poi di stimolare occasioni e strumenti nuovi di crescita. Per cosa? Per altre aziende, per un indotto locale di imprese. Provate ad andare ad Agordo e dire alle piccole imprese o alle piccolissime aziende: ma sì, voi potete vivere anche senza la luxottica. Certo. Tornando ai temi sociali, le grandi aziende sono le uniche anche in grado di potersi permettere, ahimè, a un'azienda con un addetto, che tipo di innovazione sociale vogliamo chiedergli? Quando hai un dipendente, come fai a chiedere di mettere a part-time l'unico dipendente che hai? O dirgli di fare dello smart working? Allora i temi di innovazione sociale per l'inclusione e la conciliazione sono possibili solo in certe situazioni. Poi si può migliorare tutti, però. Arrivando alla città, quindi, alcuni temi richiamati prima. Servizi professionali e di accoglienza. Certo, facciamo rientrare nell'orizzonte della città questo presente industriale con multinazionali neanche tutte troppo tascabili e sicuramente molto globalizzate e quindi iniziamo a domandarci come città che esigenze ci sono, che spazi ci sono, non in una logica di servizio ma proprio di opportunità di business, agganciandosi e lavorando per un sistema che è industriale, che è globalizzato. E lo stesso l'accoglienza. Io ho bisogno di esprimere una città che dia senso di dinamicità, che sia all'altezza anche dello standing di visitatori, di lavoratori di queste imprese. E poi ho bisogno di servizi per conciliare una maggiore partecipazione delle donne, quello centrale. Ho bisogno di pensare, di prendere atto che la rete autostradale, la ferrovia, ma anche il nuovo assetto urbano che discenderà poi dal traforo, e lì andrà pensata bene perché la geografia della città cambierà. Bene, sono degli elementi che caratterizzano in positivo questa città e la consentono di tenerla in rete, no? Quel raggio dei 20 minuti, dei 15-30 minuti con il resto del territorio. Quindi è una città dove si lavora, ma si può anche vivere bene, si deve vivere bene. E infine gli ultimi due punti. Centrale questo qui, assolutamente, orientare famiglie, scuola e istituzioni. Il sistema produttivo manifatturiero deve essere uno stimolo e deve essere anche un'informazione, deve rappresentare il nostro orizzonte nella narrazione alle famiglie. Cosa vuol dire?
I ragazzi che entrano nel mercato del lavoro adesso sono ragazzi che hanno fatto la scelta scolastica 10 anni fa. Le loro famiglie hanno detto in che scuola superiore iscrivo mio figlio 10 anni fa, nel 2009. Quindi ogni processo è lento, è una sorta di, c'ha un'inerzia molto forte. Quindi se di presente industriale parliamo oggi, parliamone bene, perché poi i giovani che fanno le scelte scolastiche adesso li avremo come risorse tra 10 anni. L'obiettivo qual è? È uno solo, trattenere e attrarre giovani famiglie, una città che riesce ad essere attraente per i giovani è una città in cui anche gli anziani vivono bene. Grazie. Grazie. Grazie quindi a Sergio Maset. Continuiamo questa mattinata dedicata alla presentazione del libro della ricerca Tessendo il futuro per trattare il tema della dimensione sociale del benessere e gli spazi di innovazione. Chiamiamo sul palco Maurizio Castro, presidente dell'Istituto Cesana Malanotti. Lo accogliamo con un applauso. Benvenuto. Castro è stato direttore delle risorse umane del gruppo Electrolux e amministratore delegato di aziende meccaniche e dei servizi. È stato direttore generale dell'INAIL, consulente dei governi D'Alema, Ciampi e Berlusconi e senatore nella XVI legislatura. È sicuramente tra i più noti esperti italiani di relazioni industriali. Oggi, come abbiamo già detto, è presidente dell'IPAB, Istituto Cesana Malanotti. Buona mattinata a tutti, gentili amici e colleghi. Abbiamo sentito da Franco Posocco nella prospettiva storico-urbanistica, da Maria Cristina Gribauti nella prospettiva imprenditoriale, da Sergio Maset con tutta la nitidezza della narrazione sociologica, una sorta di sfondo all'interno del quale collocare alcuni esercizi pratici per dare sviluppo, per dare propulsione alla nostra città. In qualche misura a me tocca provare a declinare un caso pratico, un esperimento concretissimo, che si possa trasformare in occasione di sviluppo, in opportunità di crescita, un dato, quello rappresentato limpidamente da Sergio Maset, che invece sembra angustiarci, sembra inquietarci, cioè la senescenza vittoriese. Se in qualche modo questo processo vistoso persino di decelerazione demografica, di invecchiamento della popolazione, possa diventare uno dei vettori, uno dei motori, uno dei driver per costruire un progetto di rinascenza della città. Il caso è concreto perché in qualche misura un progetto è già stato presentato nel 2017, è stato fatto proprio dal Consiglio Comunale della nostra città che senza nemmeno un voto contrario ha accolto la proposta dell'antichissima IPAB, l'Istituto Cesana Malanotti, la casa di riposo per intenderci della città, di avere uno sviluppo molto significativo in una prospettiva di raddoppio della propria presenza in città. Non vi voglio annoiare con i soliti numeri sull'invecchiamento della popolazione locale, anche se sono oggettivamente fortissimi, scanditissimi. Pensate che nel territorio della ex UL7 il 23,1% della popolazione è ultra 65enne e il 18,5% di quella popolazione ultra 65enne non è autosufficiente. Siamo all'interno di un settore che non solo ha un grandissimo impatto in termini di politiche pubbliche, pensate che in Italia per sostenere, assistere e supportare le persone anziane con limitazioni funzionali si spendono 56 miliardi all'anno, eppure il tasso di copertura dei bisogni, ad esempio residenziali, degli anziani, delle persone ultra 65enne con limitazioni funzionali serie è
soltanto del 30%. Abbiamo soltanto 270.000 posti letto nel nostro paese, sono meno della metà di quelli che sono indicati dagli standard europei, e stanno tra l'altro subendo un processo forte di trasformazione, la concentrazione. 18 grandi soggetti detengono molto di più della metà di quei posti letti complessivamente disponibili. Il 70% di quei soggetti sono soggetti privati e il 38% di quei soggetti privati sono privati, come dire, a trazione speculativa. Sono numeri che fanno riflettere. Proviamo a vedere se è possibile dare una risposta che abbia una qualche dignità strategica, partendo da un assunto. È una teoria che si è cominciata a sviluppare a metà degli anni 90, dopo la alluvionale irruzione del tema della globalizzazione, dopo la caduta del muro di Berlino. La globalizzazione generò in molte situazioni, soprattutto nell'Europa occidentale, delle condizioni di tensione, di torsione, di crisi, e si decise com'è che si può rispondere. E si contrapposero una via bassa e una via alta, una low road strategy ad una high road strategy. La via bassa è il tentare di contenere il costo, il rattrappimento difensivo, il tentativo di rallentare il declino, il tentativo di fermare l'aggressione esterna, di subire, cercando di rannicchiarsi, l'aggressione di paesi dinamicamente più competitivi, capaci di generare costi più bassi. E l'altra strada invece è di ritenere che sia la tradizione il motore dell'innovazione, che ci si debba posizionare a presidio dei segmenti più pregiati dei mercati, innescando processi di intensificazione, di valorizzazione dei sistemi integrati di intelligenza, esperienza e competenza rappresentati dalle risorse umane, dalle persone coralmente e consapevolmente organizzate in comunità. Ecco, questa è la via alta. Vale per le nazioni, vale per i territori, vale per le singole imprese. E 2 anni fa è entrato già nella letteratura un progetto di high road strategy per un quartiere londinese, Tottenham, che sta, quello della squadra, sì, per intenderci, che sta facendo scuola. Su cosa si fondano le strategie della via alta? Sull'esistenza in un luogo di competenze distintive forti, di saperi corali forti, che si sono secolarmente, geneticamente costituiti in superiorità competitiva rispetto agli altri territori. Nella direzione della cura delle persone più fragili, Vittorio ha una competenza distintiva? E come? Risale alla prima metà del XIV secolo la certificata presenza di istituzioni organizzate per dedicarsi alla cura, al sostegno, al supporto delle persone più anziane, delle persone più fragili, delle persone più gracili. E esiste certamente una radicata e radicale competenza distintiva di Vittorio in questa direzione. So che quando si parla di casa di riposo si pensa a una sorta di segregazione compassionevole, quasi da, come dire, occultare nelle periferie della geografia identitaria di una città. Qui invece parliamo proprio, come dire, dell'esatto opposto, avere consapevolezza di una città che è anche attraversata dalla debolezza, dalla gracilità, dalla fragilità, ma che fa di quella consapevolezza, della sua capacità di sostenere comunitariamente il ruolo decisivo dell'essere anziano, dell'essere debole, dell'essere gracile, un motore di sviluppo. Perché solo attraverso la tradizione, come abbiamo detto all'inizio, si può generare autenticamente e dispiegatamente innovazione. Tra l'altro, dice, ma la sanità, parliamo con ruvidezza leale e sincera, il processo di trasformazione delle organizzazioni sanitarie va nella direzione di una sempre maggiore concentrazione in luoghi assoluti di eccellenza dello svolgimento delle cure dedicate alle cosiddette acuzie. Quindi da questo punto di vista chi si illuda, ad esempio, di trattenere a lungo ancora una struttura ospedaliera classica
come quella che la città oggi ha è probabilmente un illuso. È invece opposto il ragionamento sul versante delle cosiddette case di riposo, del versante sociosanitario, quindi non più delle acuzie, ma di quella condizione diffusa, quotidianamente distribuita nelle nostre storie di vita fatta giusto appunto di fragilità e di bisogno di assistenza residenziale. Lì la logica è esattamente il contrario, tanto l'una è la logica della concentrazione, della condensazione anche fisico-geografica, tanto l'altra è invece la logica della distribuzione, della diffusione. Diffusione però che non vuol dire frammentazione e sparpagliamento. In Italia ci sono 4.000 organizzazioni che fanno residenzialità per gli anziani e hanno una dimensione media di 67 posti letto e mezzo. Così si muore. La taglia minima per essere competitivi in relazione anche all'irruzione dei soggetti privati a trazione speculativa è di 500 posti letto e di 15 milioni di euro di ricavi. E il Vittoriese Cesana dove è messo? È messo in quello che si chiama il territorio Comanci, la terra di nessuno, è sui 12 milioni di fatturato, ha un po' più di 300 posti letto. Quindi è sostanzialmente lui e tutta la città, di cui è espressione, non a caso è una struttura pubblica e in base alle leggi Rattazzi e Crispi è in qualche modo espressione della comunalità dal punto di vista istituzionale. Deve assolutamente decidere se resta in questa dimensione, verrà o mangiata da una struttura privata che aggressivamente decida di raccogliere quella tradizione che l'istituto rappresenta nel mandamento, oppure è destinata ad esaurirsi per incapacità di reggere la sfida economica del pareggio di bilancio che istituzionalmente la connota. O mangiati o morti per inedia, insomma questa è la poco vibrante alternativa che ci attende. Quindi c'è una sola strada, crescere, ma crescere come? Il Consiglio Comunale del luglio 2017 ha dato una risposta chiara, recuperando, riqualificando, riconvertendo 2 luoghi ad alta densità storico-simbolica della città, a sud la Villa Papadopoli e a nord Cavo Cenigo Zuliani. Tra l'altro notate la specificità propulsiva dell'essere pubblici. Nel primo caso Villa Papadopoli è la restituzione ad un ruolo attivo, tra l'altro storicamente già presente nella biografia della villa a casa di riposo, di proprietà comunale attraverso una concessione, dall'altro recuperando la vocazionalità più pura, più bella. Le case di riposo nascono da lasciti, si chiama Cesana Malanotte per il lascito di Monsignor Malanotti, per il lascito della famiglia Cesana. Oggi c'è questa persona vittoriese di adozione, ma autenticissimamente vittoriese, Alessandro Zuliani, che generosamente decide di donare all'istituto quella vecchia cartiera veneziana del Seicento, che poi fu negli anni 50 un albergo che accompagnò molto di quella turisticità da allora. Qua la differenza è netta tra pubblico e privato. Perché il privato è emerso anche nei dibattiti che abbiamo avuto con i comitati di quartiere. Il privato direbbe: ma io tiro su in una logica greenfield, in una logica di nuovo, quindi fuori dai centri storici, lo faccio in periferia e tiro su strutture anche molto agili, anche molto efficienti, anche molto ben articolate, ma a basso costo in questo modo, perché devo mica ristrutturare Villa Papadopoli, devo mica ristrutturare Cavo Cenigo Zuliani. Qui ci dispiega la funzione pubblica. Io sono IPAB, io sono un ente pubblico e in quanto ente pubblico faccio un investimento funzionale al recupero, senza ulteriore consumo di suolo, di immobili di altissimo pregio dal punto di vista storico-architettonico, ma anche di altissimo pregio dal punto di vista della fruibilità comunitaria. Il privato non lo farebbe perché ha una dinamica orientata alla profittabilità diversa. Il pubblico in questo senso è compiutamente pubblico in quanto incorpora nella congruità economica del proprio agire, che è indispensabile anche una qualità prospettica dell'investimento che altri non potrebbero considerare. Solo questo? No, amici e colleghi, io dico che c'è di più. Io proprio contraddico
la filosofia di chi dice, in una prospettiva di pansanitarizzazione, che anche le case di riposo devono essere portate fuori dai centri storici, collocati in una prometeicamente efficiente dimensione. No, gli anziani devono stare dentro le storie delle città che hanno abitato e hanno reso tali anche con la loro presenza, con la presenza dei loro avi, sono veri e propri polmoni, buffer comunitari. La memoria deve in qualche modo imbibire la quotidiana vitalità di quelle aree e deve in qualche modo essere testimoniata, una testimonianza affettuosamente, dolcemente praticata, orgogliosamente persino praticata. Questa è l'idea del polmone comunitario, connota, caratterizza, identifica la casa di riposo moderna e la distingue invece dalla prigionia ossessiva di una spedalizzazione che va invece assolutamente respinta in questa prospettiva. Ed ecco allora, ripeto, rianimare il centro sud della città, cioè rianimare il nord della città, quella fadalto-bassa altrimenti destinata alla desertificazione. Ma anche altri progetti, e qui guardo la mia amica Maria Cristina Gribaudi, la cui sfida accogliamo subito. Noi abbiamo deciso, abbiamo fatto partire la gara proprio la settimana scorsa, la rianimazione anche sempre a Ceneda del vecchio istituto del Zorzi Luzzatti, il vecchio orfanotrofio della città, che verrà destinato innanzitutto a restituire vitalità a uno degli elementi chiave dell'identità vittoriese, che è la musica. Siamo in epoca di celebrazioni da pontiane, lì verrà anche realizzato un auditorium all'aperto da 450 posti, approfittando Franco di quello straordinario scorcio per cui abbiamo di fronte proprio il Castello. È una prospettiva meravigliosa, ma sarà anche dedicato, l'idea originaria era fare spazi di co-working, era spazi formativi, spazi educativi, e in parte sarà mantenuta ma con una specifica destinazione musicale. Ci saranno sale prove, ma l'idea di un'alleanza con i musei veneziani per recuperare un altro degli elementi distintivi della città, cioè la qualità artistica della sua tradizione, che è proprio legatissima a Venezia. Venezia per la biografia di autori come Tiziano, che insomma Vittorio ebbe elementi anche di forte radicamento personale, ma penso a una fra le cose 100 più belle del Rinascimento italiano, che è quell'annunciazione del Previtalia Meschio, che ogni volta commuove e ridà slancio alla fede. Ecco, una bella alleanza con la Fondazione Musei Civici Veneziani potrebbe essere una soluzione di grande qualità. Velocissimo. Tra l'altro non si pensi che investire in un grande polo sociosanitario sia un'idea di Vittorio come Gerontopoli, sia in qualche modo un'idea ispirata a una sorta di rassegnazione statistico-anagrafica. Siccome Vittorio è la città più vecchia del Veneto dopo Venezia, mi conferma Sergio Masette, vabbè, facciamola diventare un grande ospizio. In realtà è vero proprio il contrario, perché vorrei ricordare come per assistere le persone anziane in una casa di riposo, persone anziane il cui tasso di difficoltà di gestione dal punto di vista clinico è in aumento. Noi praticamente non abbiamo più in nessuno dei nostri 305 posti letto persone autosufficienti, sono tutte significativamente non autosufficienti, anzi ci si sta specializzando ormai in questa direzione. Devono, per poter essere accudite, avere un tasso che è vicino all'1 a 1 in termini di personale dedicato, ed è personale tutto inesorabilmente ad altissima qualificazione professionale e giovane. Cioè, voglio dire, per ogni persona anziana ce n'è quasi un'altra, la quale è una persona che viene assunta a tempo indeterminato, con contratto della funzione pubblica, riceve significativi interventi formativi ed è un'ulteriore forma di vivacità generazionalmente connotata, perché l'età media del personale è di 32-35 anni. Quindi in realtà avremo non solo 200 posti letto in più per anziani, ma avremo 170 giovani
che arriveranno a Vittorio probabilmente e si potrà su questa prospettiva immaginare l'attivazione di sedi, luoghi, percorsi di carattere educativo, formativo, addestrativo di grande qualità e di grande intensità. Tanti posti sono oggi disponibili per predisporre interventi formativi evocati esplicitamente in questa direzione. Non vi voglio annoiare ulteriormente. Tra l'altro, come avete letto sui giornali in queste ore, accogliendo una nostra istanza, il TAR ha fissato al 9 ottobre l'udienza nella quale ci deciderà sul ricorso al TAR, con il quale abbiamo impugnato la reiezione del progetto del Consiglio Comunale del nostro istituto voluta dall'US2 e dal Comitato dei Sindaci dell'Exul 7. Io esprimo con molta lealtà istituzionale la speranza che in prossimità della decisione dell'autorità giudiziaria vi sia uno slancio di consapevolezza comunitaria da parte di tutte le istituzioni coinvolte e quindi la trattativa, il negoziato, il felice compromesso sostituisca la decretazione magistratuale. Quindi io sono convinto che ci si possa e ci si debba sedere con la Regione, con l'US, con i sindaci degli altri comuni intorno ad un tavolo un po' prima, io spero, della sentenza per trovare una soluzione condivisa. Anche perché sono venute meno le ragioni che hanno probabilmente ispirato le scelte ostruzionistiche che hanno impedito in questi 2 anni di portare a compimento il progetto. E quindi, però ecco, io credo che una lezione possa essere tratta da questo piccolo racconto, cioè che si debba avere la capacità di intercettare anche gli elementi più problematici di una condizione complessa per invenirvi le opportunità di soluzione vera dei problemi. E i problemi complessi non possono che trovare soluzioni complesse. Questa mitologia contemporanea dello scioglimento con la spada dei nodi gordiani mi sembra straordinariamente improvvida. Così come straordinariamente improvvida è ogni soluzione solipsisticamente lideristica. Se recuperiamo anche una dimensione più partecipata, più corale, più collettiva, più comunitaria, più articolata, con una partecipazione vera di tutte le forme di rappresentanza, probabilmente sarà tanto meglio. Ma credo che un'unica parola possa davvero riassumere la via alta della strategia. E questa parola si chiama audacia. Io credo che Vittorio Veneto di una condizione abbia bisogno, è una condizione etica, è una condizione politica, è una condizione istituzionale, è una condizione metodologica e si chiama audacia. E io sono convinto che nella vittoriosità più autentica, celata talora sotto l'ironia, celata talora sotto l'understatement, celata talora sotto una discrezione parca e sobria, questa dimensione vera ci sia e possa davvero esplodere vitalmente l'audacia. Io credo che Vittorio debba essere una città audace. Grazie anche a Maurizio Castro. Introduciamo ora l'ultimo intervento che sarà a cura di Letizia Cavallini, dirigente scolastico dell'Istituto Beltrame di Vittorio Veneto. Intanto, buongiorno. La presentazione come tutti gli altri. No, perché... Perdonami, mi ero distratta subito. È diplomata al liceo classico e con un dottorato in scienze biologiche, Letizia Cavallini ha una decennale esperienza nel mondo della ricerca accademica. È dirigente scolastico dal 2012, prima di un grande istituto comprensivo, poi del liceo Flaminio di Vittorio Veneto e attualmente dell'Ipsar Beltrame. Letizia Cavallini ci parlerà oggi del tema formare i protagonisti di domani, il rapporto tra scuole e territorio. Grazie. Grazie. Allora, buongiorno a tutti e a tutti. Un ringraziamento a titolo personale, ma anche dei colleghi che hanno collaborato per questo contributo, il dirigente Domenico Dalmas dell'ISIS Città della Vittoria ed Emanuela Darè
del liceo Flaminio, all'amministrazione comunale nella persona del sindaco e al dottor Maset, che ha redatto questo libro che credo possa essere veramente uno spunto di riflessione per il nostro territorio, perché hanno dimostrato tangibilmente un esempio proprio di rapporto fra scuola e territorio, perché non esiste rapporto se prima non c'è un ascolto, non c'è un dialogo fra le parti. Formare i protagonisti di domani è il tema che ci è stato affidato, il fil rouge delle slide che cercherò di esporvi vuole significare quelle che sono le dinamiche di insegnamento-apprendimento, ma anche quelli che sono gli input che giungono al mondo della scuola e gli output che la scuola può dare. Allora, abbiamo dei vincoli o abbiamo delle opportunità, noi scuola? Ci troviamo di fronte a un mondo del lavoro in profonda trasformazione, sappiamo che c'è un disallineamento fra le competenze in uscita dalla scuola e dall'università e quelle richieste dal mercato del lavoro, disallineamento già citato negli anni 70. È presente un fenomeno di dispersione scolastica, sappiamo che le risorse destinate alla scuola sono scarse, c'è necessità, c'è bisogno di formazione, bisogna incidere sull'orientamento scolastico professionale, perché un orientamento scolastico professionale è sbagliato proprio per il disallineamento temporale fra la richiesta del mercato del lavoro e l'inserimento nel mondo della scuola, può portare a una dispersione scolastica molto elevata, ma anche a una dispersione nel mondo del lavoro, può portare a un forte tasso di inoccupazione o disoccupazione. E poi noi abbiamo un sistema territorio con il quale dobbiamo collaborare. Dicevo, un mondo di lavoro in profonda trasformazione. Mi piace leggervi una frase tratta dalla comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo del 2017 in un volume intitolato Sviluppo scolastico ed eccellenza nell'insegnamento per iniziare la vita nel modo giusto. Lì si dice: oggi è più importante che mai che le persone, non gli studenti, le persone possiedano spirito imprenditoriale, sappiano gestire informazioni complesse, pensino in maniera autonoma e creativa, utilizzino le risorse, comprese quelle digitali, in modo intelligente e siano in grado di comunicare efficacemente. Butera, professore emerito dell'Università Bicocca di Milano e della Sapienza di Roma, in una sua Lectio Magistralis sul lavoro dice che abbiamo una nuova idea del lavoro, non più un lavoro tayloristico, basato sul coordinamento, sulla frammentazione, in mansioni anche specialistiche, però ci troviamo di fronte a una nuova frammentazione del lavoro, quella della job economy, quella del lavoro on demand, anche altamente specialistico. Assistiamo quindi a dei lavori di tipo provvisorio e quindi bisogna cambiare anche prospettiva nella lettura del lavoro, che non deve essere più dato da una somma di compiti e di mansioni, ma deve rientrare nell'ambito di un sistema orientato ai risultati, dove le tecnologie rendono i lavoratori aumentati, ma dove è necessario dare soprattutto valore economico-sociale a ciò che le attività umane danno e non rendono sostituibili con le macchine, cioè il saper porre domande, il saper risolvere conflitti, il saper risolvere quella che è la complessità. Quindi dobbiamo arrivare ad un lavoro che suscita impegno, dice Butera, passione, che includa il workplace within, cioè il lavoro che c'è dentro di noi e che fa perno sulle nostre potenzialità e sulle nostre aspirazioni, che può avere dei confini mobili, ma che devono essere sicuramente dei confini di qualità. E quindi conclude: il sistema educativo, oltre alle competenze tecniche, può e deve preparare le persone a potenziare le competenze relazionali quali valori, le soft skill, lavoro di squadra, pensiero indipendente, cura degli altri. Tema della dispersione scolastica. Dati 2018, 3.500 studenti
il 7% degli studenti che non hanno concluso il percorso di 10 anni della scuola dell'obbligo. È un target inferiore a quello europeo, che è del 10, ma rileva comunque un sistema educativo con delle fragilità e con delle problematiche individuali e familiari. Come porre argini alla dispersione? Lo dice il nostro assessore Elena Donazzan. Un'offerta formativa diversificata, un buon orientamento sono il miglior intervento per contrastare il rischio di dispersione scolastica, ma serve anche un attento monitoraggio della popolazione scolastica e quello che mi colpisce positivamente in questa intervista, una rete efficiente, tempestiva di operatori, ma anche di agenzie presente nel territorio. Quindi qual è il compito della scuola? In primis, uscire dall'autoreferenzialità didattica, ritracciare il modo di fare scuola, porre al centro non le conoscenze delle singole discipline che si trasmettono attraverso le lezioni frontali, ma la capacità di stimolare e formare ad essere autonomi, a riconoscere e risolvere i problemi, analizzandoli e trovando possibili soluzioni. Quindi si deve passare a una triangolazione diversa rispetto a quella che abbiamo osservato fino adesso. Cioè la scuola non può essere per i giovani il ponte verso il mondo del lavoro. Il fulcro, la nostra attenzione, devono essere i giovani in contatto, possibilmente parallelamente con la scuola e il mondo del lavoro, e ciò che crea unione fra scuola e lavoro sono i nuovi ambienti di apprendimento che si devono creare. Il 28 di marzo in questo teatro ci sarà l'evento finale di un progetto regionale, Scuola In, dove grazie a dei finanziamenti europei la Regione Veneto ha permesso a molti enti di formazione, a molte scuole, di introdurre metodologie innovative nell'ambito scolastico, formando i docenti che poi sono diventati coach dei loro studenti. Mi preme molto farvi osservare come le competenze chiave che ci vengono suggerite dalle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione Europea dal 2006 al 2018 siano cambiate. La prima, comunicare nella madrelingua, è diventata competenza alfabetica funzionale, ovvero sia comprendo, analizzo, sintetizzo e riesco a comunicare in funzione del messaggio comunicativo che io devo dare. Mi soffermo su un'altra. L'imparare a imparare è diventata competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. Quindi l'essere persona e l'essere persona nel sociale e le relazioni con gli altri sono a fondamento della capacità di riuscire a imparare sempre. Ma come vengono lette le dinamiche di insegnamento e apprendimento? Vediamolo in una, carrellata durante gli anni. Nel 66 Coleman diceva che la qualità dell'apprendimento dipende dai fattori non scolastici. Poi ci sono i fattori scolastici, quindi l'ineguaglianza sociale, la povertà, un'istruzione differenziata generano un apprendimento inadeguato. Questo paradigma cambia negli anni '80 e si dice che l'istruzione di qualità genera apprendimento di qualità e i fattori scolastici diventano predominanti. La leadership, ci sono tante strategie di leadership, quindi il dirigente scolastico in una scuola fa la differenza, il personale docente formato fa la differenza e lo fanno anche le risorse che vengono date alle scuole. 2002. Dirigere la scuola comunità che apprende di Sergio Vanni fa un decalogo delle scuole efficaci. Sono centrate sugli studenti, offrono ricchi programmi scolastici, offrono una forma di istruzione che facilita l'apprendimento attivo, hanno un clima scolastico positivo, promuovono l'interazione collegiale, promuovono un'estensiva formazione del personale, praticano una leadership condivisa, promuovono il processo di soluzione dei problemi, coinvolgono genitori e comunità sociale, gestiscono opportunamente le risorse. Ma
per riuscire a coinvolgere i genitori e la comunità sociale dovremmo fare una riflessione sulle relazioni. La famiglia non è più la famiglia degli anni '80, non è più il macro ingranaggio al quale la scuola faceva riferimento. È una famiglia che è in crisi, che è disgregata. Come viene vista la scuola oggi dalla famiglia? Molto spesso come un'agenzia di servizi. Abbiamo tantissimi genitori che frequentano le riunioni nella scuola primaria, diminuiscono nella scuola secondaria di primo grado, la scuola media, diventano quasi assenti nella scuola superiore. I media come vedono la scuola? La scuola viene ridicolizzata, pensiamo alle varie sceneggiature che vengono trasmesse alla televisione, pensiamo al rilievo che viene dato solo alle cose che non funzionano. Bambini maltrattati dai docenti, ragazzi bulli, scuole che vengono devastate, scuole che crollano. Questa è l'immagine che noi abbiamo. E la società? Il ruolo del docente è un ruolo forse riconosciuto? Sicuramente il riconoscimento economico che viene fatto al docente non aiuta nel riconoscimento del suo ruolo sociale. E dal mondo produttivo? Qui io porrei una domanda: la scuola c'è per il mondo produttivo? Ci sarà per il mondo produttivo? Quindi quale valore alla scuola? Cosa viene chiesto alla scuola? Investimenti, lo sappiamo, 4% del PIL, siamo molto indietro rispetto agli investimenti in altri paesi come la Danimarca, come il Belgio, ma negli anni 90 era il 5,5% del PIL qui in Italia. E quindi la rendicontazione sociale che il Ministero imporrà a tutte le scuole dall'anno scolastico prossimo sarà un'ottima finestra per comprendere come per esempio nel mio istituto 2/3 del bilancio e quindi 2/3 delle attività che si fanno dipende dal contributo volontario dei genitori, che non è esigibile in quanto volontario. Però la scuola ha il compito di educare, educazione all'affettività, educazione alla sessualità, educazione alla salute, alla cittadinanza attiva, all'utilizzo della rete, prevenzione al consumo dell'alcol, prevenzione al consumo delle droghe, prevenzione al bullismo, cyberbullismo, prevenzione contro il gioco d'azzardo in un mondo immersivo dove la pubblicità ci martella perché si possa giocare al gioco d'azzardo. Ma nonostante questo, il compito della scuola permane quello di formare bravi studenti, bravi cittadini, bravi lavoratori. Quindi la scuola deve diventare esperienza relazionale, educativa e formativa, non può più solo istruire, deve essere costruttiva, ricca di stimoli, ma anche di regole chiare. Un'ulteriore caratteristica che in questo periodo noi stiamo affrontando è quella di concepire la scuola e la società come una società multietnica e multiculturale, con percentuali molto alte di alunni stranieri nella scuola primaria anche non alfabetizzati e che restano molto alte soprattutto negli istituti di tipo professionale. Quindi governare e gestire l'integrazione diventano obiettivi importanti quanto i risultati di apprendimento. Però è ineludibile che noi dobbiamo accompagnare i nostri studenti ad affrontare la complessità affinché si possa giungere a un effettivo lifelong learning anche per le persone più fragili, per arrivare alle competenze del XXI secolo. Il Forum Economico Mondiale individua 16 competenze distinte in 3 categorie: quelle che sono le literacy, le abilità di base, quelle che sono le competenze trasversali e quelle che sono le qualità caratteriali, direi disposizionali delle persone. Ma è sulle competenze trasversali che si giocano quelle che vengono definite le 4C dell'apprendimento, cioè il riuscire a incrementare il pensiero critico, la creatività, la comunicazione, la collaborazione. Quindi passiamo da una piramide che abbiamo visto prima a questo areogramma
che sintetizza il processo di sviluppo e di integrazione fra le hard e le soft skill, 2017. Vediamo che le hard skill superficialistiche rappresentano sì il cuore, ma il loro reale è molto piccolo. Attorno a loro ci sono le competenze hard skill generiche, che sono quelle che danno flessibilità, d'utilità, ma la cosa più importante sono le competenze generali e personali e il focus che deve essere dato al verificare che i ragazzi siano capaci di agire autonomamente, con senso critico, responsabilità verso se stessi, verso gli altri e verso l'ambiente. Quindi, compito affidato alla scuola è proprio mobilitare queste competenze negli allievi. Ma questo necessita di un forte lavoro condiviso, di un forte rivedere le proprie pratiche didattiche, di una progettazione condivisa che non c'è in tutte le scuole, che inizia, alla quale tutti i dirigenti scolastici mirano, ma la collegialità dei docenti va sostenuta, perché ogni cambiamento culturale e metodologico va sostenuto. Quindi è necessario prevedere delle risorse per i docenti, una formazione obbligatoria e strutturale per tutti, dirigenti e docenti, e un raccordo con il mondo del lavoro, anche per gli stessi docenti. Noi spesso assistiamo, perlomeno questo è verissimo nel mio istituto, a docenti che sono contemporaneamente docenti e liberi professionisti. Il plus valore che loro portano nella scuola è incredibile. È incredibile. Quindi dobbiamo modificare gli ambienti di apprendimento dal punto di vista metodologico, ma anche attraverso investimenti tecnologici e strutturali. Per esempio la fibra ottica è ineludibile per le comunicazioni nel XXI secolo, però il costo che ha la scuola è pari a quello che ha l'azienda, solo che la scuola non ha nessun provente per poter avere la fibra ottica o averla con una banda che sia sufficiente. I laboratori. Allora, io ho un figlio molto bravo, dove lo iscrivo? Ad un liceo. Perché lo iscrivo ad un liceo? Perché presumo che mio figlio poi frequenterà l'università. Perché spesso non lo scrivo in un istituto tecnico? Perché quell'istituto tecnico dovrebbe poter dare a mio figlio il meglio delle tecnologie. E come può dare il meglio delle tecnologie se non c'è un investimento a livello laboratoriale? Noi però siamo fortunatissimi perché siamo in un contesto, quello che è stato descritto, molto ricco per il patrimonio artistico-culturale, molto ricco per le produzioni agroalimentari, per le filiere che noi possiamo leggere nel nostro territorio, per le aziende agrituristiche, per le industrie e le attrezzature della nostra Inox Valley, che diciamo si triangola tra Vittorio, Conegliano e possiamo ampliare fino al Pordenonese, ma siamo ricchi anche per le esperienze di cooperazione in diversi settori, produttivi, sociale, del credito per l'economia, perché questi manifestano una prospettiva sociale che rende gli individui non solo partecipi, ma protagonisti e artefici del destino delle imprese dove lavorano. Abbiamo un settore turistico che è in espansione, che va riorganizzato, quindi la scuola deve essere intesa quale laboratorio territoriale diffuso se vogliamo formare i nostri giovani per il futuro, creare degli ecosistemi formativi dove il flusso di risorse, di saperi e di competenze generi formazione, generi ricerca e generi sviluppo, creare una rete con i consorzi, l'industria e l'università, le cooperative sociali, coprogettare le esperienze di alternanza scuola-lavoro. Le medie e le grandi aziende hanno personale dedicato, le piccole, le aziende monofamiliari non ce l'hanno. Coprogettare azioni di sistema dove la scuola non sia satellite ma partner. Io faccio il progetto, poi chiamo la scuola perché a latere c'è un concorso. Molto spesso noi assistiamo a queste tipologie di chiamata della scuola. Intendere la scuola anche come un soggetto economico, perché la scuola produce valore. Il primo valore che produce è il capitale umano, che sarà il futuro del nostro territorio.
Quindi è necessario rappresentare una modalità organizzativa concertata che nella condivisione di risorse pubbliche e private miri alla realizzazione di un'integrazione fra il sistema educativo e produttivo, tale da poter innalzare quelle che sono le soft skill, ma anche le competenze specialistiche e di base e la crescita di questo capitale umano e sociale con le esigenze che vengono espresse dai sistemi produttivi locali. Reinventare la scuola e l'università combinando tecnica e umanesimo. Pensare a una formazione continua di alta qualità per tutti, creare professionisti dell'orientamento scolastico professionale. Non è più accettabile vedere che i bravi vengono indirizzati al liceo, quelli leggermente meno bravi agli istituti tecnici, quelli forse meno bravi ancora agli istituti professionali. Perché noi abbiamo istituti professionali di eccellenza, istituti tecnici di eccellenza e licei di eccellenza. Quindi dobbiamo creare un ecosistema scuola e territorio e per far questo bisogna dialogare, bisogna conoscersi, bisogna parlare. Questo potrà favorire l'aggiornamento del personale, potrà anche incentivare lo scambio generazionale, perché se i ragazzi conoscono le nuove tecnologie che in questo momento l'industria offre, potranno essere testimoni del loro buon utilizzo. Quindi si potrà favorire anche la diffusione della cultura della qualità totale, della sicurezza nell'ambito del lavoro, della certificazione di processo e di prodotto. Scuola, nel territorio, integrazione, vuol dire polo di scambio di flussi di tecnologia e di interessi per generare valore e occupabilità nei differenti settori, per favorire l'inclusione sociale anche delle persone più svantaggiate. E bisogna cambiare paradigma anche qui. La scuola, tramite l'alternanza scuola del lavoro, è entrata in azienda, ora l'azienda deve entrare nella scuola, fa paura. C'è una forte resistenza anche dal mondo accademico, da parte dei docenti, perché l'azienda non può comandare nella scuola. Ma se i saperi dell'azienda e le competenze dell'azienda non entrano nella scuola, se non ci si aggiorna, se non si collabora, si costruisce assieme, si resta indietro. Nel nostro territorio ci sono già delle buone prassi. Per esempio, una delle competenze che cerchiamo di sviluppare nel nostro istituto, quale la competenza imprenditoriale, la sviluppiamo con un progetto che ormai abbiamo a regime da 4-5 anni. I ragazzi di classe quinta fanno, lo chiamiamo project work, in realtà applicano delle metodologie e tramite l'analisi del business plan progettano tutti un'attività nell'ambito dell'enogastronomia, della ristorazione e dell'accoglienza turistica. Abbiamo poi avviato un'esperienza proprio lanciata l'altro giorno, è l'apertura di un laboratorio artigianale territoriale, Feeling Food, una finestra che vuole essere aperta al territorio, vede la costruzione di una smart kitchen con un corner dedicato ad accogliere le nuove tecnologie dell'industria della nostra Inox Valley, in maniera tale che i ragazzi si approccino alle nuove tecnologie, si aggiorni il personale, ma si possa anche aprire la scuola a dei corsi di formazione e di riconversione occupazionale per quelli che sono gli inoccupati. Un'altra bellissima testimonianza, non so se il collega che vedo in sala vuole presentarla, vado avanti io, vieni tu? Vieni che la presenti con più cuore perché i progetti che si creano e che si amano si conoscono e si progettano meglio. Io lancio solo il titolo intanto che il collega dal MAS scende ed è Campus Game, è un'esperienza che vede l'ISIS Città della Vittoria con l'Ipsia quale scuola pilota in una network nazionale di scuole. Sarò brevissimo. Allora, noi siamo partiti da un concorso nazionale di elettronica che avevamo vinto tramite un ragazzo dell'Ipsia e dopo abbiamo cominciato a parlare con l'azienda e da qui è nata un'idea.
In pratica l'azienda ha delle necessità che sono quelle di far conoscere le proprie tecnologie e fidelizzare gli installatori. Kame è un grosso player internazionale, diciamo, e ha anche il problema del ricambio generazionale. E quindi abbiamo deciso così. Loro ci hanno offerto delle attrezzature innovative da mettere nei nostri laboratori, incomodato d'uso gratuito, quindi noi non paghiamo niente, non abbiamo tecnici che devono manutenere queste attrezzature, perché la manutenzione e il ricambio dei software e delle attrezzature ce lo garantisce l'azienda e lo fa annualmente o biennalmente a seconda. L'azienda ci garantisce la formazione dei docenti, una formazione che può essere fatta online o in presenza, e quindi abbiamo una formazione tecnologica. Per noi polo tecnico professionale deve essere continuamente legata alle innovazioni. E noi cosa facciamo? Noi facciamo rifluire queste conoscenze, queste competenze in un modulo. Si tratta della domotica, quindi è un aspetto particolare, un modulo che quindi che è già dentro, diciamo così, il programma, quello che era il programma che si diceva una volta, e questo modulo viene condotto su questi strumenti, su questi software, su queste conoscenze. Alla fine del modulo la valutazione scolastica viene recepita dall'azienda e i migliori trovano alternanza scuola-lavoro in sede centrale oppure presso la rete territoriale. Parliamo di installatori di sistemi domotici. Questo a noi risolve 3 problemi. Risolve il problema del collegamento con l'innovazione continua, risolve il problema del costo delle attrezzature, risolve il problema del personale tecnico che ci è tagliato dalla evoluzione, diciamo così, dei tempi. E mi fermo qua. Questa è una delle iniziative, ce ne sono anche altre, perché siamo anche prima scuola digitale del Veneto, andiamo alla finale nazionale, ma insomma, ecco, questo era il focus: collegamento con l'innovazione continua e formazione continua del personale e riduzione massima dei costi. Grazie. Siamo molto fortunati in Vittorio Veneto, perché lo dico veramente con il cuore, abbiamo delle scuole di eccellenza e lo sono tali per il corpo docente che lavora in queste scuole, che è un corpo docente preparato e anche flessibile alle innovazioni e a questi cambiamenti che dal punto di vista metodologico non sono facili da affrontare. Un'altra esperienza significativa di apertura al territorio è quella che ha fatto attraverso il progetto di alternanza scuola-lavoro il Liceo Flaminio. Questo è un progetto che è nato in collaborazione con il Comune e in modo particolare ha riguardato il lavoro degli studenti per rendere più fruibili alcuni materiali e alcuni percorsi alla cittadinanza all'interno del Museo della Battaglia. I ragazzi hanno studiato, definito alcuni percorsi, costruito delle guide in lingua italiana e anche in lingua straniera che sono adesso fruibili all'interno del museo. La rete è la chiave di tutto il sistema. Quindi tessere relazioni vuol dire ascoltarsi, vuol dire conoscersi, ma la rete è quella che permetterà di creare una nuova filiera formativa integrata nel territorio, con gli enti di formazione, con gli FTS, gli ITS, le università. Una rete aperta alla creazione di nuovi contenuti nella didattica, alla valorizzazione delle competenze
e dello sviluppo professionale, all'integrazione di nuovi strumenti tecnologici che trasformino i metodi attuali di insegnamento a favore del coinvolgimento diretto degli alunni nell'apprendimento. Non abbiamo raggiunto il traguardo, è un grande obiettivo ed è una grande sfida per la scuola e anche per il mondo produttivo e la città di Vittorio Veneto. Io credo che sia bello ricordare questa frase di Henry Ford: il meglio che possiamo fare è cogliere le opportunità. Abbiamo visto tante difficoltà, ma dietro ogni difficoltà ci può essere un'opportunità. Calcolare i rischi connessi, stimare le nostre abilità di gestirli e fare i nostri progetti con fiducia. Grazie ancora. Grazie, abbiamo concluso la serie di interventi di questa mattinata, però appunto per le conclusioni finali io chiamo qui sul palco il sindaco di Vittorio Veneto, Roberto Tonon. Spunti direi che ce ne sono stati tanti in questa mattinata, immagino che sia anche un po' difficile tirare un po' le fila. Allora il futuro, come andremo a tessere il futuro per la Vittorio Veneto di domani? Grazie, non difficile, difficilissimo direi. Mi permetto di ringraziare intanto il pubblico molto attento e partecipe e soprattutto i relatori di questa mattinata, perché hanno disegnato una città poliedrica, però come ho avuto occasione di dire in altri ambiti, viva e vivace. È stato citato prima, abbiamo da poco concluso tutte le cerimonie che hanno coinvolto la nostra città in questo centenario e oggi abbiamo fatto questo convegno. Non sono cose così distanti, perché se il centenario in qualche modo ha cercato di svolgere una riflessione sull'identità e sulla storia della città, questo libro davvero molto interessante, per cui ringrazio soprattutto fra gli altri tutti gli autori, ma soprattutto l'amico Sergio Maset, che ha curato in maniera autorevole e confezionato. Grazie. Questo testo si è colto dagli interventi di questa mattina che ci sono le prospettive e sono state messe in chiaro quelle che possono essere le strategie, alcune delle strategie, perché Vittorio Veneto, mantenendo la propria identità, possa, io non dico crescere, ma continuare a crescere globalmente, anche se alcuni dati sono stati citati prima, non sono del tutto positivi, ma molti sono positivi. C'è intanto una narrazione, i dati che ha portato Sergio Maset sono chiarissimi, per cui Vittorio Veneto, probabilmente proprio dal 70, quando dagli anni 70 la zona industriale è stata collocata a sud, non è più una città industriale. I dati dicono esattamente il contrario. Spiace, spero che questi dati girino adesso in città. Perché? Perché anche in un ultimo dibattito a cui ho assistito si è sentito dire Vittorio Veneto deve vivere di turismo. Non è la sua vocazione, Vittorio Veneto deve vivere anche di turismo e i dati, lo ha sottolineato anche la dottoressa Cavallini prima, i dati che noi abbiamo dal 2014 in poi, presenze e pernottamenti in Vittorio Veneto, crescono a doppia cifra tutti gli anni, quindi anche il turismo è cresciuto, ma non solo il turismo fra virgolette culturale, anche il turismo, o meglio, le permanenze in città grazie alla nostra zona industriale. L'amministrazione ha cercato di fare la propria parte anche in questo senso. La dottoressa Gribaudi parlava prima delle nostre aziende che sono internazionali, per fortuna dico io, perché hanno retto in maniera molto chiara quella gravissima crisi iniziata nel 2008-2009 che speriamo tutti di esserci messi alle spalle, almeno per la maggior parte, per gli aspetti più gravi. Il Comune ha cercato di fare qualcosina. Per la prima volta
nel 2017 a Washington, poi a Londra per ben 2 mostre e una a Canberra, ha portato il nostro fondo Marzocchi, quello del Museo della Battaglia, che grazie anche all'intervento delle amministrazioni comunali che si sono succedute negli ultimi 2 mandati e a un finanziamento europeo, è rinato, è stato completamente risollevato. Non si poteva non fare ovviamente questa operazione, soprattutto nel centenario. La vocazione industriale manufatturiera della nostra città credo sia oggi, spero definitivamente, inequivocabilmente sancita. I dati occupazionali, fra l'altro, lo dicono. È necessario però fare ancora più rete. Si è parlato di servizi scolastici, di servizi socioassistenziali, ma è stato fatto notare che dall'amico professor Franco Posocco, è vero che oggi ci sono le PEC, ma servono ancora i servizi bancari, i servizi postali e altri tipi di servizi consulenziali, legali, finanziari, eccetera. Non è buona cosa per una città, per un polo industriale come il nostro, avere tutti i servizi lontani da essa, per cui un ripensamento di alcuni immobili, anche grandi, che abbiamo a Vittorio Veneto, penso soprattutto agli ex opifici che c'erano nella nostra città, per un riutilizzo che possa essere anche a servizio della nostra fiorente, per fortuna, zona industriale, 4.000 occupati, è sicuramente utile e doveroso ripensarlo. Ci auguriamo che, fra l'altro, da quel che si comprende la nuova legge urbanistica, quella che sostituirà il piano casa regionale, dovrebbe, dico, secondo i rumors, andare in questa direzione. Ma non solo i vecchi opifici, perché, lo ha detto in maniera molto netta il dottor Castro, il presidente dell'IPAB, il pubblico dovrebbe, ma può almeno utilizzare le proprie risorse anche per altro tipo di immobili, e gli esempi che sono stati citati sono chiarissimi. Ma anche l'imprenditoria più illuminata, dico io, ha in parte, soprattutto però nella parte sud della città, cominciato da diversi anni a riutilizzare i vecchi immobili per servizi alla persona. Se voi fate un giro lungo l'asse del Meschio, che era il vecchio motore energetico delle industrie, le cartiere, poi soprattutto quelle laniere, in molti vecchi immobili ci sono delle attività a servizio della zona industriale o attività per servizi alla persona. In ogni caso si è colto da più di un intervento la posizione geografica, direi quasi ideale, della nostra città, cioè in qualche modo che potrebbe essere crocevia fra altre realtà abbastanza omogenee, Belluno, Treviso e Pordenone, potrebbe fare di Vittorio Veneto un polo, come dire, aggregatore ancora più vivace. La condizione essenziale però, perché questo avvenga, è che ci sia, come dire, un contesto sia sociale che istituzionale aperto, che non si chiuda, non si rattrappisca su se stesso. Ricordiamo, abbiamo davvero festeggiato quell'evento, che Vittorio Veneto, nel 150esimo, Vittorio Veneto nasce nel 1866, non da una separazione o da una scissione, ma da una fusione, da un'unione spontanea di 2 realtà diverse, perché erano diversissime, è stato ricordato sempre da Franco Posocco, con origini ben diverse, Ceneda e Serravalle. Quindi da più di un secolo, da quasi 2 secoli, Vittorio vuole mettere insieme le diverse competenze, le diverse esperienze, le diverse caratteristiche, le diversità di ognuno per creare comunità, per creare valore. D'altro canto Vittorio Veneto, ricordiamo, ha anche avuto, soprattutto nell'ultimo secolo, la fortuna di avere al suo interno 2 istituzioni che non hanno il monopensiero, e cioè sono da un lato il seminario vescovile e dall'altro il più importante comando militare italiano, uno per missione e l'altro per mestiere. Hanno
comunque anche creato nella nostra città delle vivacità culturali e sociali necessarie per la crescita. Altre due piccolissime osservazioni. Collaborazione, l'ho ricordato la dottoressa Cavallini, scuola, impresa, ente locale, sono stati portati degli esempi. Una ulteriore, migliore ancora collaborazione non può che portare frutti, perché la contaminazione in questo senso è positiva, e l'esempio che ha portato anche il preside del MAS è emblematica. La contaminazione in questo senso porta sì davvero solo frutti positivi. Infine mi permetto un'osservazione da sindaco uscente. Oggi, e speriamo che questo piccolo testo possa davvero trovare diffusione, non solo che sia nelle librerie, ma sia letto e poi riposto nelle librerie di molte case vittoriesi, soprattutto di chi intende occuparsi della propria comunità, perché i dati sono, come ho detto prima, inequivocabili, e che vorrei che questi fossero lo stile anche di questa prossima campagna elettorale, non solo grida, insulti e sopraffazione dell'avversario, che talvolta viene considerato un nemico, ma una pacata discussione su quello che è il nostro, perché ci coinvolge tutti, è comune, no, a tutti noi il nostro futuro. Quindi né grida né insulti, ma pacata discussione. Tutto ciò sarebbe non solo utile, ma dico ancora e finalmente o di nuovo molto vittoriese. Grazie. Grazie Sindaco. Concludiamo quindi questa intensa mattinata. Grazie a tutti coloro i quali sono intervenuti e grazie a tutti voi per essere stati qui in questa mattinata. Grazie.